Buongiorno a tutte e a tutti. A me semplicemente il compito di dire due parole di saluto e di primo inquadramento del webinar di oggi, che si inserisce nell'ambito delle iniziative di studio del nostro PRIN 2017, dove come unità locale siamo coordinati dal collega Marco Biasi. Il tema di oggi è la proposta di direttiva europea sul lavoro tramite piattaforma, potenzialità e limiti nella prospettiva del decent work. Rappresenta questo incontro di oggi un approfondimento di quello che già abbiamo iniziato nell'incontro dell'anno passato, sempre a maggio, l'anno scorso 21 maggio, quest'anno il 20 maggio. 20 maggio è una data per noi giuslavoristi molto importante, in positivo e in negativo. In positivo perché è il giorno in cui tanti anni fa venne emanato lo Statuto dei lavoratori. In negativo perché 23 anni fa purtroppo le Brigate Rosse uccisero Massimo D'Antona, e quindi diciamo questa data è anche la data dell'uccisione di Massimo. In qualche misura qualcuno l'ha ricollegata allo Statuto, ma insomma non è questo il contesto per rievocare questa triste vicenda. Diciamo che la prospettiva della nostra parte del progetto PRIN è quello della liberazione dai bisogni, il working poor needs, cioè questa centralità del bisogno e dell'individuare delle misure per cercare di limitare quello che è il bisogno e per elevare dal bisogno. Questo aspetto, il tema della libertà dal bisogno, per la verità è uno dei pilastri, o comunque è il pilastro che a partire dal 2017 ha segnato tutte quelle che sono le politiche eurounitarie in materia di lavoro. Dicevo prima che questo incontro si pone in continuità con quello dell'anno passato, ma con una differenza: quello dell'anno passato aveva un carattere più generale, quello di quest'anno si focalizza e si inserisce in relazione ad una specifica tematica in una visione però in cui si conferma la prospettiva trasversale più che per singole categorie, dove c'è, lo ripeto, il tema bisogno che assume il proprio rilievo centrale ed importante. E questo aspetto è un aspetto relativo alle tutele, tecniche di tutele, ai diritti nell'ambito del rapporto di lavoro, che noi troviamo già nella direttiva del 2019, quella sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili dell'Unione Europea, confermate da questa proposta di direttiva di cui parleremo oggi. Molto brevemente, due mi paiono essere quelli che sono gli aspetti salienti dei temi che affronteremo oggi e dei profili che analizzeremo oggi. Da un lato c'è una dimensione complessa, una dimensione olistica, una dimensione in cui il tema delle piattaforme, della tutela delle piattaforme, si inserisce in quello che è il più ampio disegno di tutela del lavoro. Questa contestualizzazione e questa riflessione che verrà svolta dalla collega Vettor. Ed in questo contesto di indicazione di quelli che sono i diritti valevoli trasversalmente a prescindere dalla qualificazione giuridica, sicuramente ci sono due aspetti, due profili ai quali sono dedicate specifiche disposizioni, uno relativo alla gestione algoritmica, l'altro all'uso dei sistemi decisionali e al monitoraggio dei sistemi automatizzati, di cui si occuperà, credo, la collega Spinelli, che con l'occasione mi congratulo perché, insomma, dalla locandina ad oggi, come dire, c'è stato un upgrade e ha preso meritatamente il ruolo di professoressa di prima fascia, e quindi questo vanno le mie di tutti, credo, congratulazioni all'amica Spinelli. Questo, dicevo, è il primo pilastro, o il primo ambito, come dire, di riflessione. Poi c'è un secondo ambito, che è l'ambito della qualificazione. Ecco, l'ambito della qualificazione mi pare almeno che emerga qualche cosa che a me sta
molto a cuore forse eccessivo, ma che in qualche misura condivido molto, cioè in qualche misura il passaggio dal tema della qualificazione al tema delle tutele. Ovviamente questo è diciamo, è una visione non condivisa da tutti, cioè in molti casi vengo anche, come dire, catechizzato in negativo, dicendo che prima di tutto c'è la qualificazione, è vero, ma c'è anche un tema di tutele. Comunque adesso devo semplicemente dire due cose, non devo discutere. E dicevo che quindi diciamo, questa apertura, questa prospettiva, sicuramente è una prospettiva che io condivido. Però il tema della qualificazione dall'altro lato mantiene un rilievo perché le previsioni riconoscono alcuni diritti soltanto ai subordinati. Cioè da un lato abbiamo la questione delle tutele, dall'altro lato però limitate soltanto ai subordinati, a partire da quelli che sono dei diritti di rilievo, potremmo dire, più direttamente riferibili all'ambito sindacale. E sotto questo profilo il tema qualificatorio è un tema che si pone sul piano sostanziale e sul piano processuale. Sul piano sostanziale noi abbiamo pensato a due esperienze, all'esperienza spagnola e all'esperienza statunitense californiana, di cui credo ci parlerà Marco Biasi. Il collega Olivieri si sarebbe dovuto occupare dell'esperienza spagnola, purtroppo però per un grave problema personale non può essere presente oggi, però ha assicurato lo scritto che verrà pubblicato insieme a tutti gli altri scritti della giornata. E anche ad Antonello vanno, come dire, i nostri più sinceri auguri di una pronta risoluzione della sua situazione. Ed in questa prospettiva dei criteri presuntivi, dicevo, se c'è un profilo sostanziale, c'è un profilo processuale. Profilo processuale dove fondamentalmente insomma, è lì che si vince o si perde la partita in maniera un po' troppo gergale, e che dipende anche da quelle che sono le soluzioni in qualche misura e le soluzioni sponsorizzate dalla giurisprudenza. E di questo si occuperà il collega Peruzzi, che ci declinerà, credo, anche in qualche misura de iure condendo, forse non in contrapposizione, ma in comparazione con quello che dirà Marco Biasi, professore Biasi, quella che è la linea di tendenza. Detto tutto questo, l'obiettivo di oggi qual è? È quello di offrire uno sguardo alle tecniche regolative impiegate partendo da questo tema specifico per vedere quella che può essere la portata di carattere più generale. Credo che anche la giornata di oggi sarà una giornata oltremodo proficua. Io ringrazio tutti i partecipanti. Cedo la parola alla professoressa Laimo, che avrà il compito, quello vero, cioè di introdurre e coordinare i lavori, che ringrazio fin d'ora della sua disponibilità, come ringrazio la professoressa Gulardon, che invece si occuperà dell'altro lavoro, il lavoro di cercare di tirare un po' le fila del discorso odierno, che ringrazio unitamente al rinnovato ringraziamento per tutti voi che avete oggi partecipato. Grazie, e cedo con piacere alla collega Laimo la presidenza il coordinamento del tavolo. Grazie. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Ringrazio il professor Boscati per l'introduzione e il professor Marco Biasi per avermi dato il piacere di coordinare questo incontro. È un incontro che arricchisce la serie di webinar, di convegni organizzati soprattutto quest'anno in realtà su questo tema del lavoro legato alle piattaforme. Ognuno di noi avrà certamente intercettato un paio di seminari sul tema nel corso di questi 5 mesi, no? Questo poi è il tempo trascorso dal 9 dicembre del 2021, più o meno 5 mesi, cioè dalla data di presentazione della proposta di direttiva da parte della Commissione,
che in realtà non è solo una proposta di direttiva, fa parte di un pacchetto, no? Al quale appartiene anche un progetto di guidelines, di linee guida sul rapporto fra diritto europeo della concorrenza e contrattazione collettiva dei lavoratori autonomi senza dipendenti, privi di dipendenti, che propone una modulazione selettiva del divieto di intese anticoncorrenziali, proprio per favorire la contrattazione collettiva degli autonomi particolarmente vulnerabili, fra i quali i lavoratori delle piattaforme. Ma non è di questo che ci occuperemo. Comincerei quindi, anche se sarebbe molto interessante, comincio invece da una considerazione di contesto che riguarda proprio la proposta di direttiva, ma in realtà riguarda tutto il pacchetto. La presentazione appunto di questo pacchetto chiude un anno, il 2021, molto fecondo, un anno di sviluppo importante del quadro normativo europeo sui mercati, sul digitale, sui mercati, sui servizi digitali. Ci sono tante importanti iniziative in cantiere, basti pensare alle due proposte di legge, una sui servizi, l'altra sui mercati digitali, e poi alla corposa proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale. Tutte queste iniziative segnalano, nonostante insomma, la lamentata debolezza delle fonti che riconoscono i diritti fondamentali dalla Carta, la raccomandazione sul pilastro, segnalano che in realtà si è aperta a livello europeo una feconda stagione di costituzionalismo digitale, come qualcuno l'ha già definita, nell'idea che appunto questa transizione, la transizione digitale, una delle due note transizioni, per essere una just transition, una transizione giusta, debba essere proprio guidata dal rispetto dei valori, dei diritti fondamentali dell'Unione, cioè proprio collegata alle radici etiche e costituzionali dell'ordinamento europeo. Dicevo che questo è uno dei numerosi incontri che arricchisce appunto il dibattito su questa proposta, ormai la conosciamo un po' tutti, abbiamo avuto modo anche di operare delle riflessioni e di confrontarci. Però aggiungo che oggi disponiamo di qualche elemento ulteriore che ci consente che ci consentirà probabilmente di immettere qualche riflessione in più nel dibattito, anche in vista insomma, del faticoso percorso legislativo che la direttiva ha già iniziato e deve ancora seguire. Sappiamo che si tratta della procedura legislativa ordinaria, ex articolo 294 del Trattato sul funzionamento, quindi procedura di codecisione Parlamento-Consiglio, che prevede una serie di passaggi dal Parlamento al Consiglio, una prima, una seconda, eventualmente anche una terza lettura, quindi un percorso legislativo lungo che un po' sembrerebbe confermare il timore che, come qualcuno ha scritto, la tecnologia è veloce mentre il diritto è lento, quindi il timore è che il diritto possa essere troppo lento. Dicevo che oggi disponiamo di un elemento in più rispetto appunto a quanto ho sentito in questi mesi di commento alla proposta della Commissione. Ed infatti è circolata proprio nelle settimane passate una proposta di risoluzione legislativa del Parlamento europeo che porta proprio la data quindi un progetto di risoluzione legislativa che porta la data del 3 maggio e la firma di Elisabetta Gualmini, sta circolando come rapporto Gualmini, che costituirà proprio la base per la discussione parlamentare all'interno della Commissione Occupazione e Affari Sociali, e quindi sostanzialmente la base è un testo lungo di più di 100 pagine che propone tanti emendamenti alla proposta della Commissione. Io ho avuto modo di vederlo, ovviamente non molto nel dettaglio, che dicevo propone una serie di emendamenti e che costituirà la base per l'elaborazione poi del testo che verrà trasmesso dal Parlamento al Consiglio e che quindi passerà sostanzialmente al vaglio degli Stati. Nel merito, quindi, prendendo spunto anche da questo progetto di risoluzione legislativa, che è l'elemento in più di cui forse possiamo tener conto oggi, l'intenzione di questa proposta è quella proprio di spostare ancora più in avanti l'asticella delle tutele.
quindi di prevedere tutele ancora più robuste per tutti i lavoratori legati alle piattaforme, indipendentemente dallo status, quindi sia genuinamente autonomi che subordinati, ma anche di applicare, quindi di operare un'applicazione più solida e generalizzata, cioè estesa anche al di fuori delle piattaforme, del mondo delle piattaforme, del principio di trasparenza e intelligibilità degli algoritmi. Questi sono un po' i due intenti, tanto è vero che il progetto di risoluzione propone persino di modificare il titolo della direttiva, che non verrebbe più soltanto riferito al miglioramento delle condizioni di lavoro nel platform work, ma ingloberebbe il titolo anche il lavoro soggetto a sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, tutto il lavoro, quindi non solo quello legato alle piattaforme. Prendendo quindi un po' spunto dai più significativi emendamenti proposti, suggeriti da questa proposta di risoluzione, mi limito, così per non rubare troppo tempo poi a chi dovrà parlare dopo, mi limito a fornire alcune sollecitazioni per il dibattito appunto che seguirà. La prima riguarda la famosa presunzione di subordinazione. Sicuramente uno dei punti più discussi, più delicati del testo, sul quale avremmo dovuto sentire due voci questa mattina, invece sentiremo con gran piacere però soltanto quella di Marco Biasi. Ecco, il progetto di risoluzione legislativa cosa fa? Mantiene ovviamente la presunzione di subordinazione, non potrebbe fare diversamente, dato che, come ho premesso, il tentativo, l'idea è di spostare in avanti l'asticella delle tutele, quindi mantiene la presunzione, ma propone poi un rilevante emendamento perché, pur mantenendo la presunzione, elimina i famosi 5 indici di controllo contenuti nell'articolo 4, paragrafo 2 del testo proposto dalla Commissione. Infatti, proprio andando a leggere questa proposta, nella colonna destra, nella quale, come di consueto, compare il testo emendato, in corrispondenza poi a sinistra c'è il testo proposto dalla Commissione, nella colonna destra, in corrispondenza del paragrafo 2 dell'articolo 4, compare un deciso deleted, cioè i 5 indici, le 5 lettere sono cancellate. Che fine fanno? Retrocedono nei considerando. Non solo retrocedono, ma vengono numericamente ampliati questi indici. Nel considerando si legge che questa lista non è esaustiva, quindi assumono un carattere, ovviamente se questa proposta poi andrà in porto, perché a questo punto siamo di fronte a 2 proposte. Quindi la lista non è esaustiva e viene retrocessa nei considerando che, come sappiamo, non sono vincolanti. E quindi qui ovviamente diventa questo un punto ancora più delicato del testo, perché qui andrà compiuta una scelta, cioè bisognerà scegliere se armonizzare la nozione di lavoratore subordinato delle piattaforme, oppure se un po' in ossequio all'idea che sulla nozione europea di lavoratore, il legislatore, sulla nozione di lavoratore il legislatore europeo non possa intervenire, lasciare questa nozione agli Stati e quindi non indicare nel testo gli indici. Ma ci sarebbe molto altro da dire, insomma, su questo, sul rischio di non esaustività di questi indici, ma sentiremo appunto poi gli interventi successivi. Altre 2 ultime sollecitazioni, e chiudo appunto questa mia introduzione, riguardano l'estensione, riguardano in generale il capo terzo intanto, quindi il management algoritmico, e riguardano, sappiamo che in questo capo terzo si declina uno statuto dei diritti per tutti i lavoratori legati alle piattaforme, e qui credo che i punti più delicati siano sostanzialmente 2, anche sempre considerando le modifiche proposte. Il primo è l'estensione di queste disposizioni del capo terzo alle imprese che utilizzano algoritmi e che non sono piattaforme. Lo dicevo all'inizio,
parlando della ridefinizione del titolo della direttiva, perché si sa che sistemi decisionali algoritmici sono utilizzati anche in altri contesti, anche nei settori produttivi tradizionali, nella logistica, nel commercio, persino nella manifattura. Quindi bisognerà capire se, come propone la proposta di risoluzione, estendere questi diritti al di fuori del platform work. E l'altro punto, su cui pure si è molto insistito in questi mesi, riguarda l'irrobustimento dei diritti collettivi, no? Dei diritti sia di informazione e consultazione e financo anche sia di contrattazione collettiva. Attraverso appunto il passaggio da una prospettiva che è più quella della proposta della Commissione di riconoscimento di diritti individuali di informazione, no? Articoli 6, 7 e seguenti della proposta di direttiva, a invece una prospettiva che valorizzi maggiormente i diritti di informazione e consultazione collettivi, estendendoli magari anche alle rappresentanze dei lavoratori genuinamente autonomi, il famoso articolo 9, no, che adesso è limitato al lavoro subordinato. E poi si potrebbe anche sostenere la contrattazione collettiva cosiddetta preventiva in questa materia, per regolare proprio, quindi entrare nel merito anche dei sistemi di funzionamento, delle condizioni di funzionamento dei sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, come infatti suggerisce il progetto di risoluzione. Però veramente mi fermo qui, forse ho preso veramente troppo tempo. Allora sentiamo il professor Biasi sulla presunzione di subordinazione, raffronto tra la proposta di direttiva e l'ABC test del diritto californiano. Prego. Buongiorno a tutte e a tutti, spero mi sentiate bene. Ringrazio la professoressa Alaimo per la parola, spero che mi sentiate e mi vediate bene. Ho preparato anch'io delle slide. Vedete dalla mia finestra che l'orario è notturno per me, perché parlo di ABC test californiano dalla California per coerenza, e quindi sono nella mia notte californiana a tenere il mio intervento, che forse anche per questo cercherà di essere maggiormente contenuto nella sua tempistica. Mi associo a mia volta ai ringraziamenti del professore Boscati, in questo caso anche in qualità di coordinatore dell'unità locale del PRIN 2017 sui Working Poor Needs, in particolare la nostra unità locale, come è stato ricordato il professor Boscati, si occupa della tematica del decent work, che oggi, diciamo così, decliniamo nell'ambito della nuova iniziativa, potremmo dire europea, iniziative, come ci ricordava giustamente la professoressa Alaimo, europee, e anche nella prospettiva appunto che io cerco di esaminare oggi, una prospettiva comparata. È stato ricordato in apertura dal professore Boscati, e lo ricordo a mia volta, che i testi delle relazioni di oggi, i testi scritti, compresi quelli della relazione del professore Olivieri, che non è stato potuto oggi essere stata svolta, troveranno poi spazio in un apposito focus nella rivista Lavoro Diritti Europa, e quindi ringraziamo il direttore e il presidente Martello per l'ospitalità, la generosa ospitalità all'interno della rivista. Detto questo, entro nel tema, quindi entro in medias res, e innanzitutto condivido le slide che ho preparato per l'incontro di oggi, con la speranza e l'auspicio che possano essere visibili a tutte e a tutti. Ok. Se gentilmente mi potete dare conferma che vediate le slide così come le vedo io. Sì, perfettamente. Sì. Perfetto, grazie professoressa. Allora, dunque, ricapitolando, torniamo proprio al tema oggetto della mia relazione. Io parlo soprattutto guardando al testo della direttiva, agli articoli 4, della proposta di direttiva, agli articoli 4 e 5, sostanzialmente soprattutto l'articolo 4, posto a confronto con un altro
strumento, un altro meccanismo adottato in altro sistema, in altro ordinamento per la regolazione del lavoro tramite piattaforma, in particolare quello della presunzione di subordinazione elaborata dalla giurisprudenza americana. Vedete già pongo in essere e sottolineo già le prime differenze tra i due sistemi. È una relazione la mia che insisterà più sulle divergenze, ve lo anticipo, che sulle convergenze, ma cercheremo di vedere o di partire anche da qualche elemento di affinità tra le due soluzioni adottate, diciamo così, dai due lati dell'Oceano Atlantico, meglio adottata dal lato americano e al momento in discussione da parte del legislatore europeo. Il tema principale, ce lo diceva il professore Boscati in apertura, anche la professoressa Laimo ha insistito su questo aspetto: quali sono gli elementi di cui si è discusso ormai, potremmo dire, da quasi 10 anni sul lavoro tramite piattaforma. I due elementi, la discussione chiave del lavoro tramite piattaforma, potremmo dire che è passata nel tempo da un primo approccio che potremmo dire giuslavoristico classico, che è l'approccio qualificatorio, secondo molti, ricordava anche il professor Boscati, ancora centrale, e sicuramente con varie argomentazioni possiamo ritenere che sia così, che è il problema della qualificazione della prestazione di lavoro. Entro ovviamente nella prospettiva binaria della subordinazione e autonomia in moltissimi paesi, in altre giurisdizioni, mi riferisco a quella britannica ma anche a quella spagnola, anche all'interno della categoria intermedia tra subordinazione e autonomia. Quindi il primo problema classico, anche ai fini dell'allocazione delle tutele, è comprendere quali sia la qualificazione, potremmo dire corretta, non in senso astratto generale, ma concreto, delle prestazioni di lavoro. Vedete qua ho ricordato, proprio in omaggio alla California, dove mi trovo anche in questo momento, come le prime decisioni siano state appunto delle decisioni californiane già del 2015, che riguardavano le piattaforme Lyft e Uber di trasporto passeggeri, diciamo coordinate tramite piattaforma. Il discorso, il dibattito sul lavoro tramite piattaforma, sulla regolazione, le tutele lavoro tramite piattaforma, come ricordava il professor Boscati, è passato dalla prima, diciamo così, dal primo corno del problema della qualificazione al secondo aspetto, che ha voluto guardare alla dimensione non tanto e non solo della qualificazione, ma anche alla dimensione delle tutele, quindi cercando, soprattutto questo a livello europeo, vedremo non tanto a livello statunitense in realtà, di ragionare anche oltre il piano della qualificazione, ovviamente la qualificazione entra un lavoro subordinato, ma di ragionare sull'eventualità di un'estensione dei diritti anche presso o all'interno dell'autonomia, quindi delle prestazioni non necessariamente subordinate. Quindi la dimensione olistica, si è parlato anche di prospettiva rimediale, adesso non abbiamo ovviamente il tempo, non è questa l'occasione per insistere sulla questione dell'approccio e della dimensione rimediale, ma la prospettiva e l'aspetto olistico essenziale, cioè l'universalismo delle tutele, che è poi la stella polare e l'obiettivo principale del decent work come obiettivo di policy. Quindi dal problema della qualificazione iniziale, subordinazione versus autonomia, al problema dei bisogni e delle tutele, quindi anche oltre la qualificazione. Vedremo, questo è un discorso che vale soprattutto a livello europeo e concluderò alla fine molto meno per le ragioni che cercherò di mettere in luce nel dibattito e nella regolazione del lavoro qui negli Stati Uniti. Quindi quali sono le tecniche a questo punto, diciamo basandomi sul secondo o intervenendo sul secondo corno del problema, cioè sul corno della dimensione delle tutele, delle tecniche di tutela, quali possono essere le tecniche di protezione dei lavoratori non subordinati che vengono correntemente impiegate nell'esperienza comparata? Io distingo, ho cercato in una tassonomia, di proporre una tassonomia, 3 fondamentali tecniche che non sono mutualmente esclusive, quindi si possono benissimo combinare. Ce lo ricordava anche la professoressa Laimo in apertura: promozione della contrattazione collettiva per il lavoro autonomo, in particolare rispetto allo schermo delle potenziali intromissioni del diritto della concorrenza, quindi a livello europeo. Terzo aspetto, terza possibile tecnica, ma anche può essere benissimo combinata con altre tecniche, come potrebbe essere la tecnica presuntiva, quindi la presunzione di subordinazione in presenza di certi criteri o di certi elementi, come veniva definito nella proposta, viene definito tuttora nella proposta di direttiva, ma anche la tecnica dell'assimilazione, quindi la scelta del legislatore di trattare
certi lavoratori pur non subordinati come se lo fossero, e qui la mente potrebbe correre subito all'articolo 2 del decreto 81 del 2015, ovviamente sulla base di una delle interpretazioni della norma in parola che sono state offerte, oppure l'estensione delle tutele del lavoro dipendente oltre il relativo campo di applicazione. Quindi in questo caso andiamo all'altra interpretazione dell'articolo 2 come norma di disciplina che è stata appunto avallata da altre parti. Quindi questa prima che io ho qui inserito sotto la sublettera A, prima tecnica di protezione dei lavoratori non subordinati, ovviamente compresi i lavoratori tramite piattaforma, ma ci può essere anche una tecnica di regolamentazione più specifica per il lavoro autonomo generale, e qui abbiamo un'altra legge 81, in questo caso del 2017, lo Statuto del lavoro autonomo, nell'ambito del caso italiano naturalmente, così come una regolazione specifica per sottogruppi all'interno del lavoro autonomo. E qui abbiamo un altro esempio comparato, la legge francese del 2016, quindi precursore rispetto alla disciplina italiana del 2019 rispetto ai riders nel caso della riforma italiana, o dei lavoratori su piattaforma nel caso della riforma invece francese, genuinamente o presuntivamente tali, autonomi. Quindi vedete come i legislatori nazionali possono ricorrere a tecniche di protezione molto diverse, sempre orientate all'obiettivo di fornire una tutela adeguata e rispondere ai bisogni di tutela anche laddove i lavoratori non vengano qualificati come lavoratori e lavoratrici subordinati. Dunque, allora entriamo subito nel cuore poi del mio discorso, che è quello del confronto tra il cosiddetto ABC test californiano e la proposta, o meglio, come ricordava giustamente la professoressa Laimo, le proposte di direttiva attualmente, o le varie, diciamo così, versioni della proposta di direttiva dell'Unione Europea sul lavoro tramite piattaforma. La convergenza è nell'impiego della tecnica della presunzione relativa, ovviamente per quanto riguarda in particolare il confine tra la subordinazione e l'autonomia, che è poi il tema di cui mi occupo io oggi. Quindi il tema convergente, l'aspetto convergente tra le due tecniche regolative, una de iure condendo e l'altra de iure condito, è nell'impiego di una presunzione relativa, e dunque, tornando alla slide di prima, allo schema sub A nella mia tassonomia. Quindi un impiego è quello della presunzione relativa di subordinazione. Le divergenze però sono tantissime tra l'ABC test californiano e la proposta di direttiva europea. La genesi riguardano il campo di applicazione, l'operatività del meccanismo per l'operatività della presunzione stessa, l'approccio regolativo in generale, quindi universalismo versus selettività, e il contesto ordinamentale, soprattutto sociale, su cui poi spenderò le mie riflessioni conclusive. Andiamo a vedere tutti questi elementi di divergenza uno alla volta per segnalare come c'è grande distanza tra i due modelli. Partiamo dall'esempio statunitense. L'ABC test è un test per la qualificazione dei lavoratori entro il lavoro subordinato, che è stato frutto di una prima sentenza molto importante, Dynamex del 2018 della Corte Suprema della California, quindi un precedente giurisprudenziale che ha superato l'orientamento precedente, sempre delle corti californiane, che risaliva a una pronuncia del 1989, la Borrello & Sons, che invece si basava su un forte, diciamo così, un approccio molto rigido, un utilizzo molto rigido del criterio del potere direttivo, chiamiamolo potere direttivo, ma sarebbe corretto dire control test, probabilmente senza tradurlo. Quindi questo test giurisprudenziale per aprire le maglie della subordinazione è stato successivamente, poi lo vedremo i vari aspetti nella slide successiva che compongono questo ABC, e perché si chiama ABC test, è stato successivamente oggetto di un recepimento da parte del legislatore, che quindi l'ha trasformato da diciamo così judge-made law, quindi da tecnica di origine giurisprudenziale a intervento normativo ovviamente vigente in tutto l'ambito ed esclusivamente nell'ambito californiano, quindi non nell'ambito statunitense, ma ovviamente qua si sta parlando del singolo Stato. Successivamente, nel giro di pochissimi anni c'è stato, lo sappiamo tutti, l'abbiamo letto tutti, una forte opposizione da parte delle piattaforme, che sono riuscite a ottenere
risultato positivo a un referendum per la modifica del campo applicativo dell'ABC test, in particolare con l'esclusione dell'applicazione dell'ABC test al lavoro on demand. Diciamo elemento di contorno ma interessante, che il referendum è stato votato, il referendum popolare, in concomitanza con le elezioni presidenziali americane, quindi anche nello stato blu cosiddetto della California, in cui si è votato favorevolmente al candidato democratico, eppure lo stesso elettorato, comunque l'elettorato californiano, si è espresso a favore di un'evidente riduzione delle tutele dei lavoratori tramite piattaforma attraverso appunto l'esenzione dall'ABC test, anche all'esito di una campagna referendaria che ha visto ingenti somme, ingenti investimenti da parte delle più ricche e più importanti piattaforme della cosiddetta gig economy. Successivamente, quindi, il controverso esito di questa vicenda dell'ABC test ha portato, l'ultima fase di questa vicenda è stata la dichiarazione di incostituzionalità da parte di una successiva pronuncia della Corte Suprema americana, che poi vedremo nel dettaglio anche esaminando il relativo argomento, 20 agosto 2021, caso Castellagnos, in cui si è ritenuto incostituzionale l'esito del giudizio referendario, sostanzialmente ritenendo che la materia avrebbe dovuto essere trattata dal legislatore e non rimessa al voto popolare. Quindi al momento è ancora, diciamo così, sospeso il giudizio, quindi la regolamentazione è ancora in vigore, ma pende la dichiarazione di incostituzionalità, e quindi gradi successivi di giudizio, pur essendo sospesa, vedranno e risolveranno probabilmente la questione in maniera decisiva, eventualmente anche prima di un intervento successivo del legislatore, di cui si sta parlando proprio in queste settimane qui negli Stati Uniti, in particolare in California. Diversa invece la genesi, che è una genesi in fieri dell'iniziativa europea. Giustamente si diceva le iniziative, potremmo dire, vista anche la diversità dei testi che finora sono stati presentati o che sono al momento in discussione. Un altro particolare importante, molto interessante, che fa parte ovviamente del procedimento legislativo a livello di Unione Europea, ma in questo caso c'è stato un ampio e soprattutto molto attivo coinvolgimento delle parti sociali, che hanno dato, come abbiamo letto tra i primi commentatori, delle risposte diverse rispetto alla prospettiva di un intervento europeo. In particolare si segnala come da parte delle parti sociali, quindi delle organizzazioni sindacali, vi sia stata una apertura, diciamo così, è stata accolta con favore generalmente l'idea di una direttiva su questo punto, compresa anche la questione che mi riguarda direttamente, cioè quella del meccanismo presuntivo. Viceversa, meno, diciamo così, meno interesse o meno convinta adesione c'è stata da parte delle organizzazioni datoriali, che hanno sostanzialmente sottolineato l'opportunità di discutere a livello soprattutto nazionale queste questioni e non a livello europeo, sottolineando in particolare la diversità tra i vari modelli di piattaforma e la difficoltà di avere un unico approccio unitario al tema. Il campo di applicazione, venendo alla seconda distinzione enorme, potremmo dire, tra l'ABC test così come applicato, o meglio non applicato, ai lavoratori su piattaforma negli Stati Uniti, perché questa, l'abbiamo detto, all'esito della Proposition 22, cioè della modifica referendaria, pur al momento abbiamo detto sospesa o ancora diciamo pending in giudizio sulla relativa questione di costituzionalità, però sicuramente all'esito della Prop 22 l'ABC test non si applica ai lavoratori on demand. Sostanzialmente le piattaforme hanno proposto all'elettorato, cioè ai votanti della California, un sostanziale scambio tra mancata applicazione dell'ABC test, che voleva dire in buona sostanza quasi certamente riconduzione delle prestazioni entro la subordinazione, però in cambio riconoscimento di un nucleo base di diritti a favore dei lavoratori tramite piattaforma. Tra questi compenso minimo, commisurato al tempo di esecuzione dell'incarico e non al tempo di disponibilità presso la piattaforma. Questo è un elemento che è stato fortemente discusso e dibattuto qui a livello statunitense. Orario di lavoro massimo, formazione a carico e a costo dell'azienda della piattaforma circa la salute e la sicurezza, tutela antidiscriminatoria, assicurazione sanitaria, che è un tema essenziale,
e per il mezzo ovviamente rispetto ai danni a terzi, quindi vicarious liability e dintorni. Quindi lo schema adottato dalle piattaforme è stato: noi vi proponiamo di rinunciare, o proponiamo all'elettorato di votare a favore della rinuncia alla subordinazione dei lavoratori on demand, e stiamo parlando non di tutti i lavoratori tramite piattaforma, ma solo dei lavoratori sostanzialmente di Uber, quindi ride sharing, e così come di Grubhub, che sarebbe l'americana versione della nostra Foodora e Deliveroo, non tutti i lavoratori, ripeto, su piattaforma. A favore di questi lavoratori e lavoratrici, nucleo base di diritti, ma non applicazione dell'ABC test. Molto diverso invece il campo di applicazione, ce lo ricordava la professoressa Laimo, della proposta di direttiva, che nell'ambito delle definizioni coglie e accoglie e guarda al lavoro su piattaforma nel suo complesso, quindi comprensivo sia di quello che forse è la forma a noi più nota, più anche perché la vediamo con i nostri occhi sulle nostre strade, che è quella dei lavoratori e lavoratrici on demand, quindi diciamo che esercitano la propria attività poi sul luogo fisico della strada. Abbiamo tipicamente il caso di Foodora o di Deliveroo, ma anche i lavoratori virtuali, cioè la cui prestazione non si svolge nello spazio fisico, ma avviene sostanzialmente appunto all'interno di un crowd, e quindi si svolge una prestazione virtuale, ovviamente pur sempre svolta da lavoratori e lavoratrici in carne e ossa. Qui c'è stato, lo ricorderete, un caso importante deciso dalle corti tedesche, che hanno ritenuto le relative prestazioni, di ricondurre le relative prestazioni dentro al lavoro, entro l'alveo del lavoro subordinato. Ed ecco il tema fondamentale che secondo me rappresenta il cuore della distinzione tra l'ABC test statunitense e la proposta di direttiva, lo schema presuntivo accolto nella proposta di direttiva. È una presunzione relativa, l'abbiamo detto, quella dell'ABC test, ma una presunzione relativa che sostanzialmente pone in capo alla piattaforma o in generale al datore di lavoro rispetto al committente di ogni prestazione personale di lavoro una dimostrazione che si avvicina a una probatio diabolica, perché di fronte a una prestazione di lavoro il committente deve dimostrare, per non ricondurre la prestazione stessa entro la subordinazione, l'assenza di tutti e tre i presupposti indicati sotto le lettere appunto A, B e C, ABC, che il committente deve dimostrare che non esercita potere direttivo di controllo sul lavoratore, che l'attività lavorativa non rientra tra quelle ordinarie svolte dal committente, cioè non rientra nel core business del committente, e che prestazione del lavoro autonomo svolge, lo prestatore di lavoro svolge abitualmente anche per terzi attività similari a quelle svolte in favore del committente. Qual era l'elemento o il nocciolo essenziale della criticità per le piattaforme? Sostanzialmente era l'elemento B, cioè per Uber e Lyft e tutte le altre piattaforme, anche del food delivery, sarebbe stato molto complesso dimostrare che l'attività dei lavoratori e lavoratrici non rientrasse tra quelle ordinarie del proprio committente, e vedremo poi nelle due decisioni che citerò verso la fine del mio intervento, che spero di tenere nei tempi concessi. Sostanzialmente era praticamente impossibile che la piattaforma sfuggisse a questo elemento B. Infatti in tutti i casi, in questo criterio B, infatti in tutti i casi successivi all'ABC test, che hanno visto azioni in giudizio per la rivendicazione della natura subordinata alle prestazioni con applicazione dell'ABC test, la prestazione è stata effettivamente ricondotta dentro il lavoro subordinato, posto che non è stato possibile per le piattaforme dimostrare che l'attività lavorativa non rientrasse tra quelle ordinarie del committente. Pensiamo a Uber, e in particolare l'attività dell'autista è ovviamente connaturata a un servizio di trasporto di passeggeri, che Uber si sia difesa, nonostante Uber si sia difesa sostenendo di non essere un servizio di trasporto, ma essere una società tecnologica. Questo argomento non è stato, diciamo così, ritenuto persuasivo dalle corti, direi non solo a livello statunitense. Altro invece, operatività, altro meccanismo è quello al momento in discussione presso le istituzioni europee, e in particolare la presunzione relativa di cui agli articoli 4, o meglio 4 forse 5 rispetto alla prova contraria della proposta di direttiva. Qui ci sono due elementi diversi che secondo me vanno tenuti molto presenti nel confronto con il modello americano. Innanzitutto
Nell'articolo 4, paragrafo 2, in particolare della prima proposta, si parla di elementi che devono essere, che consentono di, diciamo così, rendere operativa la presunzione di subordinazione, che sono elementi che concernono il controllo dell'esecuzione del lavoro. E questo tema del controllo però è un tema molto sfuggente, perché se noi parliamo di elemento presuntivo e parliamo al tempo stesso di controllo, non possiamo che tenere presente che il controllo è l'elemento caratteristico del lavoro subordinato. Allora, come possiamo parlare di una presunzione in presenza del controllo? E questo è l'elemento fondamentale, così come ce lo ricordava la professoressa Laimo, cioè quegli elementi che forse opportunamente potremmo dire dovrebbero essere retrocessi al più nel campo dei considerando, cioè quegli indici, ma la proposta li chiama elementi, come la supervisione sull'esecuzione del lavoro anche con mezzi elettronici, parlo dell'elemento cosiddetto C del paragrafo 2 dell'articolo 4, e la limitazione della libertà di organizzare il lavoro, di accettare o rifiutare gli incarichi. Possiamo veramente dire che sono elementi presuntivi, o guardando alla giurisprudenza di molti paesi europei, non ultimo il nostro, in particolare rispetto al tema della subordinazione e o eteroorganizzazione dei riders in particolare, ma dei lavoratori su piattaforma, forse sono elementi più che indiziari, potrebbero essere già delle spie o degli elementi già caratteristici di un lavoro che potrebbe essere in forza degli elementi stessi ricondotto entro la subordinazione e l'eteroorganizzazione. Certo, c'è la clausola di non regresso, quindi non è che possiamo pensare di trasformare degli elementi propri della subordinazione e dell'eteroorganizzazione in semplici indici. Però indubbiamente questi elementi in particolare, poi ci sono altri elementi, in particolare la e le, che sembrano, diciamo così, non avere direttamente riguardo invece al problema del controllo, e degli elementi più giuslavoristici sono elementi anche compatibili con il lavoro autonomo, ma questi C e D dal mio punto di vista creano delle criticità proprio nei confini tra subordinazione e autonomia, e anche nei confini tra l'indagine, quindi la sussunzione entro la subordinazione versus un meccanismo presuntivo, ma questo magari su questo avrò modo, penso, di insistere soprattutto nella relazione, nel testo scritto. Mi accingo all'ultima parte della relazione, che già forse ha superato i limiti, anzi probabilmente ha superato i limiti, l'approccio regolativo e la distanza enorme che separa dal mio punto di vista l'ordinamento statunitense, americano, ma anche californiano, e l'approccio europeo al tema del lavoro tramite piattaforma, e direi al lavoro tout court nell'ultima fase della legislazione sociale europea. Negli Stati Uniti c'è una sfiducia clamorosa e totale nei confronti del lavoro autonomo, e in particolare lo si vede emergere chiaramente in come la Corte Suprema della California, in due pronunce decisive, una è stata ricordata, la pronuncia Castellanos, sia sostanzialmente schierato, diciamo, ha preso posizione nettamente a favore di un ricorso alla subordinazione come unico strumento per garantire le tutele base dei lavoratori nell'ambito del contesto statunitense. Si dice che l'erronea qualificazione dei lavoratori priva della generalità delle tutele fondamentali. Le tutele fondamentali non possono che passare attraverso la subordinazione. Infatti anche la regolamentazione della Prop 22, e questa è la pronuncia del 2021, che sostanzialmente scambia mancata subordinazione per diritti ad hoc, crea un vulnus a tutela dei lavoratori stessi, perché, scrive di nuovo la Corte Suprema della California, questo tipo di approccio tutela unicamente l'interesse economico delle piattaforme ad avvalersi di una forza lavoro divisa e non sindacalizzata, e non era lo scopo del legislatore statuale. Quindi si deve passare attraverso, se non l'ABC test, ma comunque una tutela forte che non può che essere in quel contesto legata alla subordinazione. Quindi la presunzione, come dicevamo prima, è una presunzione relativa, ma che tende fortemente verso la subordinazione. Diversamente invece l'approccio della proposta di direttiva e anche delle ultime iniziative europee è anche verso un'attenzione al lavoro autonomo tutelato, quindi accanto sì all'utilizzo del meccanismo presuntivo per combattere il lavoro autonomo fittizio, quindi sostanzialmente subordinato, anche se formalmente mascherato, c'è pur sempre però l'idea che esista del vero lavoro autonomo positivo
che infatti la proposta di direttiva stessa, ci parleranno i relatori e le relatrici dopo di me, effettivamente vede come destinatario di tutele ad hoc, quindi non esiste solo il meccanismo che tende a portare tutto dentro la subordinazione, ma visto che esiste un'autonomia anche genuina, anche nell'ambito del lavoro tramite piattaforma, è corretto riconoscere a favore dei lavoratori e lavoratrici in un'ottica olistica una serie di diritti fondamentali, e qui mi accingo all'ultima slide. Il contesto ordinamentale e sociale è sostanzialmente diametralmente opposto tra i due lati dell'Oceano Atlantico, e questo fa sì che le soluzioni stesse e anche l'approccio dei legislatori sia veramente opposto e veramente diverso, pur nell'apparente similitudine dell'impiego della presunzione relativa. A livello dell'Unione Europea si assiste a un'idea chiaramente di una promozione olistica proprio dell'universalismo del pilastro europeo dei diritti sociali del 2017, ma lo ricordava anche il professor Boscati, la stessa direttiva 2019 numero 1152, ma anche lo ricordavo io in questo caso dell'approccio delle nuove proposte in tema di contrattazione collettiva degli autonomi a livello europeo. Ma al tempo stesso però di fronte a questo universalismo c'è, richiamando le parole del professore Romagnoli, un forte amore per la specie, che è la specie del lavoratore su piattaforma. Questa regolazione ad hoc del lavoro su piattaforma in effetti crea delle divergenze, perché ci si potrebbe domandare perché destinare delle tutele specifiche solo ai lavoratori tramite piattaforme, in particolare rispetto al tema anche delle decisioni algoritmiche, non invece estenderlo soggettivamente rispetto a tutti i lavoratori e lavoratrici che siano destinatari di questo tipo di decisioni, che non sono relative solo al lavoro tramite piattaforma. Quindi c'è ancora una volta questa esigenza di coniugare l'universalismo del pilastro e delle tutele verso però un'attenzione che non deve essere unicamente centrata su un elemento della specie, cioè sul carattere particolare, ma appunto dimensione olistica, decent work for all, verso anche altri lavoratori e lavoratrici. Il tema con gli Stati Uniti, e qua veramente chiudo, è completamente diverso, perché io vivendo qui ormai da 2 mesi ho capito benissimo che qui il problema del decent work non è nel lavoro autonomo, ma è nel lavoro subordinato. Il decent work e la mancanza di un diritto del lavoro tutelante, protettivo, è una mancanza a cui si assiste anche dentro il lavoro subordinato. L'employment at will, nel caso del licenziamento, è uno dei tanti casi di mancata regolazione, una regolamentazione molto debole del lavoro anche subordinato negli Stati Uniti. Al di fuori di una regolamentazione molto debole persino nella subordinazione, non ci possiamo che aspettare un deserto delle tutele nell'ambito del lavoro autonomo. E dunque, se questo è vero, possiamo ritenere e possiamo meglio comprendere del perché quelle pronunce californiane di qui sopra hanno sostanzialmente mostrato un forte scetticismo, una forte diffidenza rispetto a tutte le soluzioni che scambiano diritti versus qualificazione, perché la qualificazione in ambito statunitense è l'unica maniera per accedere a diritti, peraltro pur sempre limitati. Quindi e concludo veramente scusandomi per l'eccessiva durata del mio intervento, è difficile se non impossibile confrontare le due soluzioni, apparentemente simili, presunzione relativa, contesto sociale, ordinamentale, genesi, campo di applicazione e sostanzialmente mondo completamente diverso. Vi ringrazio per l'attenzione e cedo la parola nuovamente alla professoressa Laimo. Grazie Marco, abbiamo capito che siamo incomparabili, dunque lo ringrazio per la bella relazione e per gli utilissimi aggiornamenti anche sull'ABC test californiano e sulla sua applicabilità o meglio non applicabilità alle piattaforme. Ma mi chiedevo se questa vicenda appunto poi del referendum e poi sì della dichiarazione di incostituzionalità, comunque questa vicenda non dia ragione un po' a chi all'indomani della proposta di direttiva e della soluzione dell'articolo 4 ha detto che insomma un po' ha adombrato delle critiche dicendo che la soluzione della presunzione ripresentava schemi regolativi tradizionali, non andava oltre la tradizionale logica oppositiva, binaria,
autonomia, subordinazione, cioè questa vicenda nella quale le piattaforme hanno tentato di predisporre tutele specifiche per i lavoratori delle piattaforme, purché non si applicasse alle medesime piattaforme l'ABC test, forse conferma un po' questo discorso, no? Sulla modulazione selettiva delle tutele, sull'opportunità di una modulazione selettiva che esca fuori dalla logica oppositiva, appunto. Un'altra cosa che mi veniva in mente, ma non voglio rubare troppo tempo, rivedendo la slide sull'ABC test, è la presenza nell'ABC test, la lettera C appunto, di un elemento che forse equivale alla dipendenza economica, no? Il lavoratore svolge abitualmente per terzi attività similari a quelle svolte in favore del committente, se è così può essere considerato un lavoratore autonomo, se svolge per altri, no? Mentre se svolge solo per il committente è una delle 3 lettere del test, no? Ecco, per esempio, vedendo il progetto di risoluzione del Parlamento europeo, questo elemento viene espunto totalmente dagli indici nella proposta di risoluzione del Parlamento, cioè quella che era la lettera, adesso non mi ricordo se comunque dell'articolo 4, secondo paragrafo della direttiva, questo elemento della dipendenza economica viene eliminato, mentre l'ABC test lo incorpora, quindi anche questa forse è una differenza, però appunto ci sarebbero poi, veramente mi sono venute in mente tante cose, interessantissima la relazione di Biasi, però passo la parola a Tiziana Vettorre, prego. Allora, prima di cominciare con il mio intervento vorrei esprimere un ringraziamento al professor Boscati per le sue parole introduttive e anche al professor Biasi per la sua preziosa attività di coordinamento dell'unità di ricerca facente capo all'Università degli Studi di Milano del progetto di cui discutiamo oggi. Nel poco tempo che ho a disposizione vorrei iniziare dicendo che la proposta di direttiva sul lavoro tramite piattaforma consente di discutere di diversi aspetti variamente intrecciati al tema del decent work, i quali segnano anche le linee principali del mio intervento. Ecco, in proposito, un primo aspetto di intersezione sul quale mi soffermerò riguarda le forme contemporanee di lavoro e il fenomeno della nuova povertà. Un altro aspetto di intersezione che cercherò di prendere in considerazione è poi quello relativo agli strumenti giuridici posti a fondamento di entrambe le costruzioni normative, quella della proposta di direttiva e quella del lavoro dignitoso. Allora, quanto al primo aspetto, la proposta di direttiva si occupa di forme odierne di lavoro che nelle analisi delle organizzazioni internazionali ed europee vengono convenzionalmente e alquanto pudicamente chiamate lavoro informale o non dichiarato, così considerando 20 della proposta di direttiva. In realtà si tratta di forme contemporanee di lavoro presenti a livello transnazionale e infrasettoriale rispetto alle quali, specie quando ad esserne coinvolti sono persone che, per usare le parole della relazione introduttiva alla proposta di direttiva, incontrano ostacoli nell'accedere al mercato del lavoro, come ad esempio i migranti o le persone appartenenti a minoranze razziali ed etniche, è sempre più arduo operare una distinzione tra forme di lavoro basate da un lato su una condizione di libertà e autonomia, dall'altro sullo sfruttamento, perché riguardante un rapporto di lavoro già privo in origine oppure successivamente privato di conformazione giuridica, di conformazione a garanzie giuridiche minime del lavoro, quali l'orario, la stabilità dell'occupazione del reddito, la tutela della salute e sicurezza, la protezione contro malattie e infortuni sul lavoro, le tutele di sicurezza
sociale, le tutele sindacali. Ecco, in proposito si è parlato anche di immagini contemporanee della nuova povertà e che coinvolgerebbero, secondo i dati forniti dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, i 2/3 della forza lavoro mondiale. E infatti vero è che la povertà è un fenomeno multifattoriale, spiegabile quindi in base a una pluralità di ragioni collegate a cicli produttivi, ma anche estranei a questi. È altrettanto vero che la povertà oggi è soprattutto povertà lavorativa, spiegabile in relazione alla dilagante comparsa di chi con il corrispettivo dell'attività lavorativa non è in grado o non è più in grado di soddisfare i propri bisogni e quelli del nucleo familiare di appartenenza, e su cui, come sappiamo, si è innestata la nozione di derivazione della fonte internazionale pattizia europea di decent work. Il decent work è quindi una costruzione normativa volta al contrasto della nuova povertà lavorativa, la cui caratteristica è quella di riconoscere una pluralità di tutele minime del rapporto di lavoro e che riecheggiano anche nella stessa proposta di direttiva sul lavoro tramite piattaforme digitali. Si tratta innanzitutto del riconoscimento del diritto a un reddito adeguato, un'equa retribuzione, di garanzie sociali, di condizioni di lavoro minime, sane e sicure. Infatti un altro aspetto di intersezione della proposta di direttiva con la nozione di lavoro dignitoso, e al quale accennavo appunto all'inizio, riguarda proprio gli strumenti giuridici posti a fondamento delle rispettive regolamentazioni. In altre parole, la proposta di direttiva sul lavoro tramite piattaforme digitali appare coerente con le normative dell'Unione Europea in materia di decent work, dal punto di vista del riconoscimento del reddito adeguato, e questo in base alla proposta di direttiva messa in campo dalla Commissione Europea e supportata politicamente dal pilastro europeo dei diritti sociali relativa ai salari minimi adeguati. Ma è anche diciamo, coerente ad alcune importanti direttive dell'Unione, ad esempio volte a promuovere il miglioramento della salute e sicurezza o in materia di conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro. Guardando in particolare a questo fondamento normativo della proposta di direttiva, si tratta, possiamo dire, nel complesso di disposizioni che recano con sé il concetto di lavoro umano sostenibile. In altre parole, la proposta di direttiva, coerentemente alle sue basi giuridiche comuni a quelle del decent work, fornisce dello stesso lavoro dignitoso una ulteriore esplicitazione, in particolare in ottica di benessere delle persone e dell'organizzazione. E in ciò, per concludere, ritengo che risiedono alcune delle principali e più importanti potenzialità della proposta di direttiva nella prospettiva del decent work, e che appunto mai come oggi e sempre più in prospettiva nel futuro si dovrà porre appunto a garanzia di forme di lavoro contemporanee dopo la transizione digitale e in un ambito diciamo applicativo che, in base a quanto diceva la professoressa Laimo, va appunto candidandosi ad essere sempre più vasto. Grazie. Grazie, ringraziamo Tiziana Vettorre per la sua relazione, per
questo utile collegamento fra il tema del lavoro povero, dello sfruttamento persino e del decent work e anche perché per il link appunto che ha creato con un'altra direttiva importante, quella forse più addirittura d'arrivo rispetto a quella sul lavoro nelle piattaforme, che è la direttiva sul salario minimo. Anche questa prospettiva della sostenibilità, proprio l'altro ieri ad un altro convegno sulla transizione ambientale si parlava di occupabilità sostenibile, quindi anche questo tema del lavoro umano sostenibile secondo me è molto interessante. Passo adesso la parola a Carla Spinelli, professoressa ordinaria allora dell'Università di Bari, che ci parlerà della trasparenza delle decisioni algoritmiche sempre nella proposta di direttiva. Prego. Grazie Anna, desidero innanzitutto complimentarmi con gli organizzatori per l'articolazione di questa serie di seminari di cui oggi facciamo parte e ringraziarli per avermi voluto invitare a portare qualche considerazione in particolare sul tema del management algoritmico. Provo a condividere le slide. Allora, come dicevo, sono molto lieta di intervenire quest'oggi in questo interessantissimo seminario che è parte di un percorso molto più ampio. Il focus della mia presentazione è relativo appunto alla sezione che concerne la trasparenza delle decisioni algoritmiche. Non credo di poter essere io a girare le slide, giusto? Quindi devo chiedere assistenza. Ecco, se può passare alla successiva. Altrimenti, Carla, richiedi il controllo. No, ma se può essere comodo procedo io senza problemi. Non credo di poterlo fare. Forse è più semplice, io non ho nessun problema nel caso è qua. Il controllo non è cliccabile. Richiedi controllo, non mi è cliccabile. Ecco, no, allora... Io credo che è meglio continuare così. Sì, infatti, il punto di partenza, diciamo così, da cui volevo prendere le mosse, è il comunicato stampa della Commissione europea che ci chiarisce con quali obiettivi la direttiva interviene sul tema della gestione algoritmica, ovvero aumentare la trasparenza nell'uso degli algoritmi da parte delle piattaforme di lavoro digitale, garantire il monitoraggio umano nel rispetto delle condizioni di lavoro e conferire il diritto di contestare le decisioni automatizzate. Qui la Commissione europea riassume le finalità e gli strumenti con il quale nella direttiva viene affrontata la questione della gestione algoritmica e aggiunge ulteriormente questi nuovi diritti saranno concessi sia ai lavoratori subordinati sia ai veri lavoratori autonomi. In realtà, a mio avviso, tutte queste dichiarazioni di intenti e di obiettivi che vengono riassunti nel comunicato stampa sono in buona parte o presentano quantomeno delle criticità quando poi andiamo ad analizzare il dettato normativo. Pregherei la slide successiva, grazie. Sinteticamente, per valutare effettivamente la portata dell'intervento della direttiva sul tema del management algoritmico che effettivamente ha acquisito rilievo e importanza proprio con riferimento al lavoro su piattaforma, a mio avviso dobbiamo soffermarci in primo luogo su base giuridica, ambito di applicazione e definizioni forniti dalla direttiva negli articoli 1 e 2, ricordarci un attimo cosa c'è nel background di questa approvazione, di questa direttiva e quindi un cenno alla giurisprudenza nazionale e al prototipo, potremmo dire, di riferimento, sia pure con delle peculiarità, che è la legge spagnola, e poi analizzare appunto i contenuti delle norme, che sono quelle del capo terzo negli articoli da 6 a 10. Dove l'articolo 6 si sofferma sul tema della trasparenza, il 7 e l'8 sul tema dello human in command, per intenderci, l'articolo 9 sul ruolo delle rappresentanze sindacali e l'articolo 10 è quello che espande o riferisce anche all'area del lavoro autonomo, ma vedremo con quali criticità, come dicevo, i contenuti della direttiva. La successiva, per favore. La base giuridica, oltre alle norme del trattato relative ai principi di sussidiarietà, viene richiamato espressamente l'articolo 16, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in particolare con riferimento al tema della protezione dei dati personali
quando questi siano trattati mediante sistemi decisionali di monitoraggio automatizzati. La direttiva si colloca nel solco della direttiva, quindi del regolamento europeo sul trattamento dei dati, il GDPR, ma anche della direttiva sulle condizioni di lavoro trasparenti. E questa collocazione in termini di specialità, come ci ricordava Marco Biasi, fa proprio il punto, a mio avviso, dell'approccio con cui all'interno di questa direttiva la tematica del controllo algoritmico viene affrontata. Venendo alla slide successiva, qui osserviamo le prime norme della direttiva a proposito dell'oggetto dell'ambito di applicazione. Se lo scopo è migliorare le condizioni di lavoro delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, bene, rispetto a questo scopo, promuovere la trasparenza, l'equità e la responsabilità della gestione algoritmica è uno degli strumenti idonei o ritenuti idonei dal legislatore europeo per realizzare l'obiettivo del miglioramento delle condizioni di lavoro. L'apertura al mondo del lavoro autonomo è stabilita sempre nell'articolo 1, limitatamente proprio alle norme che riguardano la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nel contesto della gestione algoritmica. Quindi ancora il tema, il focus è la protezione dei dati, ma questo focus viene ricondotto alle previsioni dell'articolo 10, che come vedremo, diciamo, precisano, ecco, contengono delle precisazioni di specifico rilievo. Si diceva all'inizio la direttiva come dire, replica, ripropone il modello binario. A mio avviso è assolutamente condivisibile questa valutazione e peraltro mostra attenzione per il lavoro autonomo in realtà più modesta di quelle che sono le sue stesse dichiarazioni. Dove sta questa apertura? Appunto nelle definizioni, perché nell'ambito delle definizioni si distingue tra il lavoratore delle piattaforme, che è, la cui nozione viene rimandata agli ordinamenti nazionali alla luce delle interpretazioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e poi si fa riferimento alla persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, definendola appunto come quella che svolge un lavoro mediante piattaforma indipendentemente dalla qualificazione contrattuale ad opera delle parti e del rapporto tra tale persona e la piattaforma di lavoro digitale. Quindi nella definizione cogliamo effettivamente una apertura verso il lavoro autonomo tout court, che però poi in parte viene sconfessata, a mio avviso, dalle norme successive. Venendo alla slide successiva, la giurisprudenza nazionale, faccio cenno solo a quella italiana, per evidenziare che cosa? Che il tema del controllo algoritmico ha una pluralità di impatti, se vogliamo, può essere riguardato da una pluralità di prospettive, una delle quali, prima di tutto, è proprio il contributo che offre alla qualificazione giuridica della fattispecie o all'inquadramento contrattuale della relazione di lavoro. Il potere di controllo ce l'ha insegnato il Tribunale di Palermo del novembre del 2020 e anche quando operato attraverso una strumentazione digitale è idoneo a configurare la sussistenza della subordinazione. Ma la gestione algoritmica rileva anche, qui faccio riferimento alla famosa sentenza dell'algoritmo Frank, il Tribunale di Bologna del 2020, rileva anche per identificare condotte discriminatorie da parte del datore di lavoro. E infine, Tribunale di Torino nel 2021, il riferimento al management algoritmico ha consentito di identificare la presenza del cosiddetto caporalato digitale rispetto alle vicende note di Uberizz Italia. Quindi parlare di management algoritmico lo si può fare da una pluralità di prospettive. La prospettiva assunta dalla direttiva, lo abbiamo letto nelle sue finalità, è quella di migliorare le condizioni di lavoro, come dire, tutelando sostanzialmente il trattamento dei dati. Per quanto riguarda invece il precedente della legge spagnola, che vediamo nella slide successiva, si tratta di una modifica all'articolo 64.4 dello Statuto dei lavoratori, dove la prospettiva di cui ci parlava la collega Laimo, recepita nella proposta di risoluzione, trova in effetti la sua affermazione, perché il soggetto dell'informazione nella norma spagnola è il comitato d'impresa
e perché il destinatario, diciamo così, della protezione dal controllo algoritmico è proprio, sono i lavoratori, a prescindere dal fatto che siano lavoratori di piattaforme, ma tutti coloro che sono esposti a processi decisionali digitali che possano avere un impatto sulle loro condizioni di lavoro, sull'accesso, sul mantenimento dell'occupazione, compresa la profilazione. Quindi è un precedente ma indubbiamente non recepito nelle sue peculiarità dal legislatore delle piattaforme, che probabilmente ha un asse più spostato per un verso appunto, come dicevamo, sulla tutela individuale e sull'obiettivo di intervenire nel mondo delle piattaforme, anche in vista, non me ne devo occupare ma non posso non farne cenno, del coinvolgimento del monitoraggio da parte dello Stato per le ricadute previdenziali e fiscali che tutta l'economia delle piattaforme può avere per gli Stati membri. Se queste sono le premesse, veniamo invece con la slide successiva a guardare il contenuto delle previsioni. E l'articolo 6, quello che più propriamente si occupa appunto della trasparenza e dell'uso dei sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati. Si fa riferimento, si richiama la normativa generale sulle condizioni di lavoro trasparenti, rispetto alle quali la normativa contenuta nella direttiva sulle piattaforme vuole essere appunto norma specifica, fermi restando quindi gli obblighi generali e l'applicabilità di quegli obblighi generali in quanto compatibili. L'informazione che deve essere data ai lavoratori riguarda sia i sistemi di monitoraggio automatizzati, quelli quindi rivolti a monitorare, supervisionare o valutare l'esecuzione del lavoro, sia quelli che più propriamente servono ad adottare decisioni che incidono significativamente sulle condizioni di lavoro, in particolare con riferimento all'accesso, alle retribuzioni, alla salute e alla sicurezza, all'orario di lavoro, allo sviluppo professionale, compresa le decisioni che possono avere un effetto di cessazione del rapporto di lavoro attraverso la sospensione, la chiusura o la limitazione dell'account. In questo, diciamo, la peculiarità, a mio avviso, del modello della gestione algoritmica nelle piattaforme prende tutta la sua evidenza ed è l'obiettivo appunto a cui si rivolge il legislatore dell'Unione Europea. Ancora, nella slide successiva, l'articolo 6 ci dice quali sono le informazioni che devono più dettagliatamente essere fornite ai lavoratori con riferimento a questi sistemi di monitoraggio, che attengono innanzitutto al loro stesso utilizzo e alla loro introduzione, e poi in particolare per quanto concerne quelli decisionali deve essere fornito formativa al lavoratore per quanto concerne il modo con cui questi dati personali o i comportamenti incidono sulle decisioni. E altrettanto deve essere illustrato al lavoratore, devono essere illustrati ai lavoratori i motivi alla base delle decisioni che hanno a che fare in particolare con la gestione dell'account, nel senso di limitarlo, sospenderlo o chiuderlo, nonché tutte le altre decisioni che abbiano qualunque impatto sulle condizioni di lavoro. Nei commi successivi, che vediamo nella prossima slide, l'articolo 6 ci dice intanto le modalità con cui questa informazione deve essere fornita, quindi un documento anche in formato elettronico, ci dice la tempistica, al più tardi entro il primo giorno lavorativo, in ogni caso in qualsiasi momento su richiesta del lavoratore, e precisa anche come devono essere espresse queste informazioni, in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile. Queste stesse informazioni inoltre possono essere messe a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali, nonché delle autorità nazionali di lavoro, se queste ne facciano richiesta. Ci sono poi dei casi invece di esclusione del trattamento dei dati per quanto riguarda che non possono essere trattati dalla piattaforma, che attengono allo stato emotivo e psicologico del lavoratore, che attengono ai dati personali sulla sua salute, fatta eccezione quanto prevede il regolamento GDPR, i dati personali relativi a conversazioni private, comprese quelle che possono aver luogo con i propri rappresentanti sindacali, nonché non vanno raccolti i dati personali
quando il lavoratore della piattaforma non sta svolgendo attività lavorativa o non si sta offrendo per svolgerlo. Da questo punto di vista, la slide successiva richiama rapidamente quelle che sono, ai sensi del regolamento, invece i casi in cui il trattamento dei dati in questione è legittimo ed autorizzato, ma su questo possiamo sorvolare. Andrei direttamente alla slide successiva, dove diciamo vorrei svolgere una prima considerazione proprio con riferimento al confronto tra la norma della direttiva, della proposta di direttiva e l'articolo 9 del regolamento. Intanto il primo elemento di rilievo concerne il fatto che il trattamento qui è riservato soltanto a una categoria di lavoratori. D'altra parte anche l'ambito di dati esclusi dal trattamento è riservato solo ai dati inerenti alla salute, mentre nel regolamento sono ampi, è più ampia la protezione che viene offerta sul trattamento dei dati, che attiene, potremmo dire, a tutte le cause integrabili per profili di discriminazione, offrendo quindi una integrazione, una protezione, una tutela molto più ampia. La slide successiva invece ci riporta all'articolo 7. L'articolo 7 e l'articolo 8 fanno riferimento all'intervento, come dicevamo, dell'uomo, quindi alla garanzia che viene offerta al lavoratore proprio sotto questo profilo, che non sia soltanto la gestione automatizzata a condizionare lo svolgimento della prestazione lavorativa. E questo coinvolgimento, come dire, è compito degli Stati membri monitorare, prevedere che le piattaforme monitorino e valutino periodicamente l'impatto sulle condizioni di lavoro delle decisioni individuali assunte appunto dai sistemi di cui si è detto al paragrafo precedente. Qui faccio riferimento alla previsione del comma 2 invece, per cui viene richiamata la direttiva sulla salute e sicurezza dei lavoratori e quanto debba essere garantito dalle piattaforme in materia di salute e sicurezza, in particolare con riferimento alla valutazione dei rischi e alla previsione di misure di prevenzione e protezione. Nella previsione del comma 2, lo sottolineo perché poi vedremo che questo comma è escluso dall'applicazione ai lavoratori autonomi, il compito delle piattaforme è anche non utilizzare sistemi decisionali di monitoraggio che mettano indebitamente sotto pressione i lavoratori delle piattaforme digitali, mettendo così a rischio la loro salute fisica e mentale. Qui ci viene in mente senz'altro tutto il dibattito che ha ruotato intorno alla vicenda Just Eat rispetto ai meccanismi di avviamento di concorrenza fra i lavoratori per guadagnarsi una chiamata. Ancora per questi lavoratori che devono presidiare, come dire, devono garantire e presidiare l'impatto delle decisioni individuali, essi devono disporre, dice la direttiva, della competenza, della formazione, dell'autorità necessaria per esercitare tali funzioni, nonché devono essere tutelati da forme ritorsive del datore di lavoro proprio perché o quando dovessero come dire, rilevare tali criticità, e quindi protezioni sia rispetto al licenziamento che rispetto ad altre misure disciplinari o trattamenti sfavorevoli. A questo proposito, prego con la slide successiva, la direttiva riconosce al lavoratore il diritto di ottenere una spiegazione rispetto alle decisioni che siano assunte con modalità automatizzate, e in particolare per ottenere tale spiegazione viene identificata una persona di contatto che possa discutere, chiarire le circostanze e i motivi della decisione. Il lavoratore ha diritto ad ottenere una motivazione scritta per quella decisione, in particolare quando questa ha a che fare con limitare, sospendere o chiudere l'account, oppure non retribuirlo, o ancora inerente genericamente alle sue condizioni di lavoro. Ancora l'articolo 8 nella slide successiva ci dice che il lavoratore ha diritto di chiedere il riesame della decisione, rispetto alla quale ancora una volta il meccanismo della motivazione viene
rivendicato, e l'effetto del riesame può essere la rettifica della decisione o, se questa non è possibile, una compensazione adeguata. Un altro elemento di debolezza del sistema nella prospettiva individuale con la quale viene affrontato, e cioè che il lavoratore o la piattaforma si può, come dire, sottrarre con meccanismi compensatori e non soltanto con misure o provvedimenti ripristinatori rispetto al lavoratore. È fatta poi salva con riferimento al profilo della disattivazione degli account, più in generale la disciplina nazionale per quanto riguarda le procedure di licenziamento. Quindi il tema del controllo umano sul controllo algoritmico viene, come dire, richiamato in queste due disposizioni. Da un lato il monitoraggio da parte delle stesse piattaforme, dall'altro il diritto del lavoratore al riesame, alla motivazione delle decisioni e alla possibilità di rettifica o almeno di compensazione rispetto a queste decisioni. Sul punto del controllo umano, slide successiva per favore, viene in rilievo il collegamento, una considerazione a proposito del rapporto tra la proposta di direttiva e la proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale. Ci ricordava Anna Laimo all'inizio, la risoluzione del Parlamento europeo Gualmini mi pare molto riecheggiare le criticità sollevate anche dalle TUI, no? Dal centro studi del sindacato europeo, non solo con riferimento alla piattaforma, per la quale peraltro invece mi sembra maggiore l'approvazione, ma proprio con riferimento a questo regolamento. Un regolamento che si dice sul tema del lavoro è poco attento, è poco incisivo quantomeno, e che soprattutto della dimensione sindacale si disinteressa completamente. Questo regolamento, in base a questo regolamento si prevede che i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nel settore dell'occupazione vengano classificati come sistemi ad alto rischio e che debbano essere valutati anche rispetto al loro potenziale impatto discriminatorio e agli effetti per la privacy dei lavoratori. Ma poi quali sono ancora una volta lo scarto tra gli obiettivi e gli strumenti per realizzare quegli obiettivi? Nella slide successiva vediamo che la proposta di regolamento, la slide successiva per favore, ok, la proposta di regolamento, la tecnica regolativa, come sappiamo, è quella della gestione del rischio. Maggiore è il rischio, più stringenti sono le regole. Però nel caso specifico dei rischi da intelligenza artificiale in ambito lavorativo, benché classificati ad alto rischio, il sistema di protezione è limitato ad una autovalutazione da parte del prestatore. Sebbene e anche quando si prevede la possibilità di una supervisione, diversamente da quello che dice la direttiva delle piattaforme, non c'è un'attenzione alla formazione di questi soggetti, alla competenza e tantomeno alla loro protezione rispetto ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro. Insomma, il regolamento sull'intelligenza artificiale, che è quello che vuole avere una portata maggiore sul controllo algoritmico, o che potrebbe avere una portata maggiore sul controllo algoritmico, in realtà per certi aspetti a me sembra offrire un livello di protezione ancora inferiore. Allora una rivisitazione della direttiva platform su questi aspetti forse richiederebbe un ripensamento del disegno complessivo del controllo algoritmico all'interno delle misure, dei provvedimenti che l'Unione Europea sta mettendo in campo. Come dicevo, mi ricordavo, le TUI rivendicava l'esigenza di una direttiva specifica sull'uso dell'intelligenza artificiale, che probabilmente riguarderebbe piuttosto i lavoratori subordinati, mentre nella direttiva platform la finalità parrebbe essere quella di estendere, almeno per questo aspetto, la tutela anche al mondo del lavoro autonomo. Ma con quali criticità, come dicevo? Nella slide successiva passiamo alla previsione dell'articolo 9, dove si è già accennato le rappresentanze dei lavoratori destinatari degli obblighi di informazione, ancora una volta norma speciale dentro un contesto di norma generale che è la direttiva 2002 del 2014, sono alla luce delle definizioni che fornisce lo stesso
legislatore europeo sono da considerarsi rappresentanti dei lavoratori subordinati. E dunque la misura che richiamava la professoressa Laimo all'inizio, cioè quelle linee guida sulla contrattazione collettiva del lavoro autonomo, diventano particolarmente preziose e integrative rispetto ad una previsione che sembra limitarsi ancora una volta soltanto al lavoro subordinato, sia pure nell'accezione più ampia che ci fornisce il diritto dell'Unione. E così come una tecnica comune anche ad altre direttive, penso a quella sui licenziamenti collettivi, la previsione dell'assistenza di un esperto, ipotizzando che non sempre il soggetto sindacale sia dotato delle competenze necessarie per gestire queste informazioni delle quali venga in possesso. Infine l'ultima previsione, quella dell'articolo 10, è la previsione con la quale si conferma la estensibilità delle norme degli articoli da 6 a 9 da 6 a 8, scusatemi, ai lavoratori autonomi. La slide successiva, per favore. Ecco, non a caso, richiamando la definizione di cui è l'articolo 2 che abbiamo visto all'inizio della mia presentazione, qui la rubrica ha a che fare con le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e che non hanno un rapporto di lavoro e non con i lavoratori delle piattaforme. La estensione delle norme sul controllo algoritmico riguardano tutto l'articolo 6, quindi tutta la materia dell'informativa sui sistemi di monitoraggio e sui sistemi decisionali. L'articolo 7 limitatamente ai paragrafi 1 e 3, quindi tutta l'area tematica della salute e sicurezza è esclusa dall'estensione ai lavoratori autonomi. Questo considerando nella relazione illustrativa della direttiva viene chiarito con l'affermazione che tale normativa, la direttiva madre e le sue applicazioni, è limitata ai lavoratori subordinati. Ecco, questa scelta del legislatore europeo a me pare un po' in controtendenza e con la giurisprudenza che negli stati nazionali ha cercato di estendere invece la tutela della salute e sicurezza, stante il bene protetto, anche almeno ai falsi autonomi, ma questo ci sarebbe comunque, ma anche ai lavoratori autonomi, e più in generale è preoccupante lì dove quella parte della norma che viene esclusa dall'applicazione era per esempio quella che diceva che la protezione attiene al fatto che non bisogna adottare comportamenti vessatori, cioè quelli che incentivano appunto la concorrenza tra lavoratori o l'autosfruttamento pur di ottenere diciamo, le chiamate della piattaforma, che siano, come dire, che esulino dalle condotte o dai trattamenti che andrebbero estesi anche ai lavoratori autonomi. Mentre i principi dell'articolo 8 e quindi dell'intervento del decisore umano come soggetto ultimo referente per il controllo della prestazione viene anch'esso esteso. Questo per concludere con quali osservazioni. Il punto di vista del legislatore europeo in questa direttiva è chiaramente, lo è stato già ribadito e lo si evidenzia dalla lettura delle norme, quello di creare norme speciali che hanno l'obiettivo dichiarato di tutelare le condizioni di lavoro nella prospettiva del lavoro dignitoso, come ci ricordava la collega Vettor, ma che hanno anche un secondo fine non troppo nascosto, che è appunto quello di dare una visibilità anche sul piano del profilo fiscale e contributivo rispetto alle esigenze degli Stati membri. Riguarda e quindi cerca di stanare al più il falso lavoro autonomo, abbastanza in continuità con le scelte tradizionali del diritto dell'Unione Europea, che affida piuttosto, a me sembra, per l'area del lavoro autonomo che non viene del tutto coperta nemmeno rispetto al tema della gestione algoritmica, che pure invece si dichiara totalmente ascrivibile anche a questa categoria, lo rinvia proprio a quelle linee guida e al ruolo della contrattazione collettiva, pur con tutte le difficoltà che la contrattazione collettiva incontra, soprattutto a livello di Stati membri, magari non del nostro ma in altri sì, a intercettare appunto le esigenze
dei lavoratori dispersi. A questo proposito faccio una piccola incursione nella trattazione che seguirà di Marco Peruzzi, no? La previsione che le piattaforme debbano mettersi a disposizione per favorire il dialogo fra i lavoratori e i loro rappresentanti è certamente un sostegno, ma che probabilmente opera ancora una volta limitatamente ai lavoratori subordinati. Insomma, il tema della gestione algoritmica è in realtà strettamente connesso al tema della qualificazione e al fatto che la direttiva mostri di riconoscere ancora un pregnante valore a questo strumento come accesso pieno ad ogni forma di tutela, persino rispetto a questa dimensione. La proposta di risoluzione mi pare molto ambiziosa e deve fare i conti in realtà non solo secondo me con questa direttiva, ma evidentemente anche con il regolamento sulla intelligenza artificiale, avendo sempre sullo sfondo appunto la qualificazione dei rapporti di lavoro come in qualche modo obiettivo da superare in una prospettiva remediale, ovvero se si vuole mantenere la prospettiva binaria, valorizzando la pluralità degli strumenti e il ruolo della contrattazione collettiva mi pare sicuramente un ruolo privilegiato. Grazie. Ridò la parola ad Anna. Grazie Carla. Grazie. Vorrei solo aggiungere appunto che su questo discorso che riguarda la tutela delle persone che svolgono lavoro tramite piattaforma, Carla l'ha definita modesta, no? Nel capo terzo questa tutela è modesta e diceva anche che sarebbe opportuna una rivisitazione complessiva della normativa sul controllo algoritmico, però proprio forse questa è la direzione nella quale si muove anche questo progetto di risoluzione, no? Dove viene esplicitato per esempio nell'articolo 7 il principio del controllo umano sui sistemi decisionali automatizzati, ma anche per esempio si propone di introdurre un riferimento esplicito al rischio di discriminazioni e poi anche quella esclusione molto critica che giustamente tu evidenziavi del secondo paragrafo dell'articolo 7, cioè della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori autonomi, anche questo verrebbe superato perché cambia il testo dell'articolo 10, cambia il rinvio e il rinvio è tout court agli articoli 6, 7, 8, quindi non ci sono più quelle esclusioni, insomma quindi un qualche irrobustimento delle tutele, forse se questo testo riuscisse ad andare avanti. E quindi un'altra cosa che mi veniva in mente, proprio due minuti, è un po' il collegamento forse che si può fare fra la prospettiva del controllo algoritmico e quella della subordinazione che abbiamo invece sviluppato nella prima parte del dibattito. Per esempio anche in Italia, se vediamo quest'ultima sentenza del Tribunale Milano del 20 aprile scorso, ecco, credo che la giurisprudenza recente, considerando anche questa sentenza del Tribunale di Milano, si stia un po' spostando verso una maggiore elasticità, adattabilità, diciamo, della nozione di subordinazione ai contesti organizzativi digitali, enfatizzando proprio elementi riconducibili all'uso degli algoritmi. Cioè in questa sentenza proprio vengono considerati elementi utili per affermare poi la natura subordinata del rapporto proprio questi elementi riconducibili all'uso degli algoritmi, per esempio l'impiego dei sistemi di rating, quindi questo adattamento della nozione di subordinazione ai contesti digitali, mentre il Tribunale Palermo aveva un po' sposato, diciamo, una visione più organizzativa della subordinazione, qui questo adattamento ai contesti digitali. Però mi fermo qua e passo la parola a Marco Peruzzi, associato dell'Università di Verona, che invece ci parlerà delle questioni probatorie e processuali nella proposta di direttiva. Anche per lui 25-30 minuti di tempo perché li hanno presi tutti, quindi prego. Grazie mille professoressa e buongiorno a tutte e a tutti. Consentitemi anche a me di ovviamente unirmi ai ringraziamenti nei confronti del professor Boscati e del professor Biasi per il graditissimo invito. E procederò a questo punto a condividere le slide. Allora posso iniziare. La mia riflessione si concentra sul capo quinto della proposta di direttiva della Commissione europea, capo che, come sappiamo, declina in termini specifici per la materia il principio di effettività della tutela
Principio che, come sappiamo, è anche positivizzato a livello di Carta di Nizza all'articolo 47 della Carta, ma anche a livello di trattato dall'articolo 19 del Trattato sull'Unione Europea. Diritto al ricorso effettivo, diritto all'accesso a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale, diritto a una compensazione adeguata. Questo è quanto appunto prevede l'articolo 13 della proposta, articolo che deve essere d'altra parte letto in raccordo anche con quanto previsto dall'articolo 19, comma terzo, che fissa i classici e concorrenti requisiti di dissuasività, proporzionalità ed effettività dell'apparato sanzionatorio. Requisiti, lo sappiamo, che gli Stati devono rispettare nella configurazione di ogni strumento che compone l'apparato rimediale, sia esso a contenuto inibitorio, ripristinatorio o risarcitorio. Ecco, in questa sede si possono solo richiamare almeno due questioni connesse all'applicazione di questi criteri. Da un lato, il carattere polifunzionale che il risarcimento del danno può assumere in questa prospettiva, oltre il versante compensativo riparatorio, soprattutto nel momento in cui si deve declinare il parametro della dissuasività, e dall'altro il tema anche dell'efficacia diretta del principio di proporzionalità delle sanzioni sancito dall'articolo 49 della Carta, efficacia diretta da ultimo affermata appunto dalla Corte di Giustizia nella sentenza dell'8 marzo 2022 in relazione a un caso di sanzioni amministrative, in quel caso irrogate dall'Ispettorato del Lavoro austriaco dopo un controllo effettuato su lavoratori distaccati. Il principio di effettività della tutela si traduce all'interno della proposta anche nella previsione di un'azione rappresentativa su mandato degli enti esponenziali, qualificati dalla titolarità di un legittimo interesse alla difesa in conformità ai criteri stabiliti dal diritto e dalle prassi nazionali. E al riguardo è importante evidenziare che nel progetto del Parlamento europeo si inserisce un esplicito espresso riferimento ai sindacati. Ecco, l'articolo 14 prevede che tali enti possano agire per conto o a sostegno di una o più persone con l'approvazione di esse. In questo pare individuare fondamentalmente un'ipotesi di rappresentanza processuale volontaria e parrebbe un'ipotesi di intervento ad adiuvandum, un po' come quelli di cui ai nostri articoli 105 e 425 del Codice di procedura civile. Del resto lo spiega il considerando 44, questo permette di agevolare i procedimenti che altrimenti non sarebbero avviati a causa di ostacoli procedurali o finanziari o per timore di ritorsioni, e le ritorsioni sono state più volte richiamate questa mattina e ci ritornerò anch'io fra poco. Ecco, al pari di quanto avviene nel contesto delle direttive antidiscriminatorie, la proposta tace invece sulla possibilità di un'azione rappresentativa senza mandato. Ecco, però, come ci insegna la giurisprudenza della Corte di Giustizia proprio relativa alle direttive antidiscriminatorie, nulla vieta agli Stati membri di introdurre disposizioni più favorevoli nel caso di questa proposta ai sensi dell'articolo 20 e riconoscere quindi in capo agli enti esponenziali la legittimazione ad esercitare anche un'azione rappresentativa senza mandato o in veste di sostituti processuali dei soggetti titolari del diritto violato, o anche quali titolari di un'azione iure proprio per la tutela di un interesse collettivo o degli interessi di un gruppo omogeneo di soggetti anche non direttamente identificabili. Quel che è interessante osservare in seno alla proposta, e lo ha già appunto anticipato la professoressa Spinelli, è che all'articolo 15, in termini strumentali anche all'esercizio di questa azione rappresentativa, si pone l'obbligo di garantire la creazione da parte delle piattaforme di canali di comunicazione tra le persone che svolgono il lavoro mediante la piattaforma, in modo che esse possano non solo contattarsi e comunicare, ma anche essere contattate dai rappresentanti. Lo spiega il considerando 45, è molto interessante questo profilo, perché il considerando dice: questo si rende necessario stante la mancanza di un luogo di lavoro comune. È già stato richiamato più volte all'inizio dal professor Boscati, ma anche poi dalla professoressa Spinelli: per i lavoratori subordinati l'applicazione dell'articolo 15, quindi di questo sistema,
va raccordata anche con la specifica garanzia di diritti collettivi di informazione e consultazione di quell'articolo 9, e questo è un altro di quei profili che il progetto del Parlamento europeo va a irrobustire, a rafforzare. Chiaramente, in seno all'articolo 15, l'obbligo di creazione di questi canali di comunicazione è accompagnato dal divieto per le piattaforme di accedere a queste comunicazioni, a questi contatti, nonché di monitorarli, e soprattutto anche dall'obbligo di rispettare tutta quella che è la normativa in materia di trattamento dei dati personali. A presidio dell'effettività della tutela si pone anche l'articolo 16, ai sensi del quale nei procedimenti volti ad accertare la corretta qualificazione del rapporto, l'autorità competente a decidere può ordinare alla piattaforma la divulgazione, ma meglio sarebbe dire l'esibizione, di qualsiasi prova pertinente che rientri nel suo controllo, comprese, qualora ci si collochi in un procedimento giudiziario, prove che contengono informazioni riservate, con l'obbligo per l'organo giurisdizionale, in questo caso, di disporre di misure efficaci per proteggerle. Allora, molteplici sono le considerazioni che l'articolo 16 sollecita. Allora, innanzitutto, se lo leggiamo in controluce con le regole che sanciscono la presunzione legale relativa di subordinazione, che appunto molto bene il professor Biasi ci ha spiegato all'inizio, ecco, l'articolo 16 permette di sottolineare come il meccanismo presuntivo esoneri sì il ricorrente dall'onere di provare il fatto presunto, ma non anche da quello di allegare e provare i fatti indice su cui si basa la presunzione. E in tal senso si può comprendere l'utilità di un articolo 16 che, a ulteriore vantaggio della parte ricorrente nel prevedere il possibile ordine di esibizione delle prove al convenuto, stabilisce un contemperamento, una deroga al principio dispositivo istruttorio. E questo contemperamento si realizza in termini per alcuni aspetti simili, ma per altri ancor più accentuati, rispetto al modello che a livello interno possiamo trarre dal combinato disposto degli articoli 210 e 421 del Codice di procedura civile, 210 ordini di esibizione alla parte, 421 poteri istruttori del giudice nel rito del lavoro. Ecco, qualche perplessità solleva invece l'interazione dell'articolo 16 con l'articolo 5, comma terzo, concernente l'azione del lavoratore volta a riqualificare il rapporto non come subordinato, ma come autonomo. Ecco, la proposta prevede, nello specifico, l'obbligo della piattaforma di prestare assistenza a tal fine. Ora, lasciamo da parte il dubbio sull'utilità di questa disposizione, che dal mio punto di vista è un po' incoerente con la logica degli interessi sottesa alla previsione del meccanismo presuntivo. Si può però rilevare, dal mio punto di vista, come l'obbligo di prestare assistenza di quell'articolo 5 risulti comunque assorbito dall'obbligo di esibizione previsto più in generale poi dall'articolo 16. Una terza considerazione riguarda la rete di fonti normative e di matrice europea che la direttiva può intercettare laddove, all'articolo 16, limita l'esibizione alle prove su cui la piattaforma abbia controllo e permette di ordinare l'esibizione in giudizio anche di informazioni riservate, con garanzie per la loro protezione. Nello specifico, è necessario riflettere sulla necessità di confrontarsi con le fonti dell'Unione Europea in tema di diritto di autore, in particolare sul software, e quindi direttiva 24 del 2009, e anche di segreto industriale, quindi direttiva 943 del 2016. E questa è una necessità di cui la stessa proposta è ben consapevole e che la stessa proposta evidenzia il considerando 33 nel momento in cui chiarisce che le piattaforme non dovrebbero essere tenute a rivelare dati dettagliati che contengono segreti commerciali o sono protetti da diritti di proprietà intellettuale. D'altra parte, però, tali considerazioni, dice sempre il considerando 33, non dovrebbero condurre a un diniego a fornire tutte le informazioni prescritte. È chiaro, è necessario rinviare ad altra sede una riflessione più puntuale su questo punto, però mi limito quindi in questa sede a ricordare che più volte la Corte ha affermato
che il diritto di proprietà intellettuale sancito dalla Carta all'articolo 17 non è intangibile e deve essere bilanciato con gli altri diritti fondamentali, tra i quali figura il diritto ad un ricorso effettivo, che lo sappiamo, l'abbiamo detto all'inizio, è garantito dall'articolo 47 della Carta. E questo è un diritto che, dice la Corte, sarebbe seriamente compromesso se il titolare di un diritto fosse in grado di opporsi alla comunicazione di elementi di prova ad un organo giurisdizionale per il solo motivo che tali elementi di prova contengono un oggetto protetto a norma del diritto d'autore. Vi è anche da dire che, rispetto ai diritti d'autore sul software, parte della dottrina ritiene che l'ostensione del codice sorgente costituisca in questo bilanciamento una misura di eccessivo pregiudizio, andando a inficiare definitivamente le libertà di iniziativa economica connesse alla commercializzazione del software e senza d'altra parte soddisfare le esigenze di difesa, posta la non intellegibilità del linguaggio utilizzato e anche posto il fatto che l'interesse del soggetto non è tanto quello di apprendere il funzionamento tecnico-informatico del programma, quanto di conoscere le informazioni sulla logica che muove il sistema, sulla logica che poi risulta sottesa alla decisione algoritmica. E questo è tanto più rilevante nel contesto che ci occupa, posto quanto chiarito dal considerando 31 della proposta, ossia il fatto che le disposizioni del GDPR relative alla disclosure sulla logica utilizzata sono sostituite dalle norme più specifiche della direttiva. Lo ha già ampiamente e molto bene spiegato la professoressa Spinelli, all'articolo 16 si fa in particolare riferimento ad una disclosure dei principali parametri utilizzati nel processo decisionale automatizzato, presentati in forma facilmente accessibile e con un linguaggio semplice. Ecco, rispetto alla connessa questione del segreto industriale, si può ricordare che la direttiva in materia prevede l'apprestamento di specifiche garanzie a tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso di giudizi relativi al loro utilizzo e acquisizione illecita. Ecco, e tra questi vale la pena ricordare, primo, la limitazione dell'accesso ai documenti e alle udienze a una categoria ristretta di persone, e due, l'oscuramento di parti nei provvedimenti che definiscono i procedimenti. Ora, anche considerata la possibilità che il giudice applichi queste garanzie anche al di fuori di questi giudizi in virtù delle regole e dei principi del processo civile ordinario, ecco, rimane comunque problematico il contemperamento tra la tutela del segreto e la tutela del contraddittorio. Pensiamo soltanto alla costruzione di una motivazione di una sentenza che debba basarsi necessariamente su dati coperti da segreto. Per concludere questa prima parte, diciamo, sempre a presidio del diritto a un ricorso effettivo si pongono alcune disposizioni volte a tutelare il soggetto ricorrente rispetto a possibili azioni ritorsive della piattaforma. A essere applicato qui è un modello regolativo che il legislatore europeo più volte utilizza a tutela del lavoratore, penso tra le più recenti la direttiva sulla conciliazione vita-lavoro. Si prevede anche in questo caso un favor per il ricorrente sotto il profilo probatorio. In particolare nel disposto possiamo individuare un meccanismo di parziale inversione dell'onere al raggiungimento da parte del ricorrente di quella che potremmo definire una prova di probabilità attenuata, una prova semipiena del fatto che un licenziamento o misure equivalenti come può essere la disattivazione dell'account siano stati adottati in conseguenza dell'esercizio di diritti previsti in seno alla direttiva. Dal mio punto di vista, all'interno della direttiva c'è un grande rimosso, ed è quello della garanzia di effettività della tutela nella dimensione transfrontaliera. Allora, il tema è chiaramente citato anche solo all'inizio per giustificare in ragione e in conformità al principio di sussidiarietà l'intervento dell'Unione, e il tema è affrontato sicuramente rispetto all'attività degli organismi di vigilanza con introduzione di obblighi di comunicazione in capo alle piattaforme, misure di coordinamento e scambio di informazioni tra ispettorati e garanti della privacy. Peraltro profilo questo che anche qui esce rafforzato, irrobustito nel progetto del Parlamento europeo. Il tema
però, non viene specificatamente affrontato in termini di raccordo con le fonti europee di diritto internazionale privato. Mi spiego meglio. La proposta di direttiva si limita a stabilire che il sistema di regole ivi previsto e implementato con fonte interna dagli Stati membri si applica alle piattaforme che organizzano il lavoro svolto nell'Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento della piattaforma e, come precisa l'illustrazione dettagliata dell'articolo 1, anche a prescindere dal luogo in cui viene offerto o fornito il servizio. Quindi la direttiva, da un lato, individua nel luogo in cui viene svolto il lavoro l'elemento decisivo per l'applicabilità territoriale delle regole, e dall'altro stabilisce che in tale ambito dette regole prevalgono sul diritto altrimenti applicabile, e in questo senso sembra individuare nel proprio contenuto delle norme di applicazione necessarie ai fini del diritto internazionale privato. Un raccordo con le fonti europee di diritto internazionale privato richiederebbe tuttavia una riflessione dedicata rispetto almeno a 3 problematiche, e a partire dalla considerazione che ovviamente le norme interne di trasposizione della direttiva potranno prevalere come norme di applicazione necessaria della lex fori solo laddove il giudice adito sia un giudice di uno Stato membro. Quindi la prima problematica tiene proprio alla possibilità di attrarre la controversia davanti a un giudice dell'Unione laddove la piattaforma sia stabilita al di fuori dell'Unione, ipotesi che, trattandosi di piattaforme digitali, è tutt'altro che peregrina. Il silenzio della proposta su questo punto impone di individuare la soluzione all'interno ora del GDPR, ora della sezione quinta del regolamento Bruxelles 1 bis, cioè la sezione dedicata alle controversie in materia di contratti individuali di lavoro subordinato. Perché? Perché in entrambi i casi si prevedono delle regole in deroga a quella generale secondo cui il regolamento Bruxelles 1 bis si applica solo se il convenuto è domiciliato in uno Stato membro. Partiamo dal GDPR. Il GDPR all'articolo 3 prevede nel dettaglio i termini della propria applicabilità extraterritoriale nei confronti di un titolare o responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione, e a garanzia della possibilità di radicare la controversia davanti a un giudice di uno Stato membro, a prescindere dal luogo di stabilimento del titolare del trattamento, all'articolo 79 il GDPR prevede come foro competente speciale per le azioni nei confronti del titolare o responsabile del trattamento anche quello dello Stato membro in cui il soggetto interessato, cioè il soggetto a cui siano riferibili i dati personali, risiede abitualmente. Perché è importante parlare di questo articolo 79? Perché questo articolo 79 del GDPR è specificatamente richiamato e fatto salvo dalla proposta di direttiva, e quindi è una disposizione che sarà invocabile da parte di tutti i soggetti interessati da una possibile violazione delle disposizioni della direttiva in materia di accesso alla trasparenza, di esame umano, in tema di monitoraggio umano dei processi automatizzati. Queste infatti, lo ha detto prima più volte la professoressa Spinelli, queste infatti sono norme specificative e integrative del GDPR che sono adottate ai sensi dell'articolo 88 del GDPR, e che non a caso trovano come base giuridica l'articolo 16 del trattato. Ecco, l'articolo 79 potrà quindi essere invocato anche da lavoratori autonomi ed enti esponenziali che esercitino un'azione rappresentativa con o senza mandato, e a tal riguardo è importante evidenziare che anche l'articolo 80 in materia di rappresentanza degli interessi è richiamato e fatto salvo dalla proposta di direttiva. Nel caso di azione rappresentativa, proprio in ragione appunto anche dell'articolo 80 qui richiamato, il foro speciale dello Stato membro dell'interessato potrà essere invocato dall'ente con il limite derivante dal fatto che tutti i soggetti interessati siano residenti nello stesso Stato membro, e nel caso di azione senza mandato, a condizione che lo Stato membro in questione riconosca una siffatta legittimazione attiva in capo all'ente. Non è
cioè è importante sottolineare questo aspetto perché non è ad esempio il caso dell'Italia, per quanto attiene proprio la normativa interna in materia di trattamento dei dati dettata dall'articolo 141 del decreto 196 del 2003. Per quanto riguarda i lavoratori subordinati, assume specifica rilevanza, l'abbiamo detto prima, la sezione quinta del regolamento Bruxelles 1-bis, che all'articolo 21 consente di convenire anche un datore non domiciliato nell'Unione davanti a un giudice di uno Stato membro, se tale è il luogo di svolgimento abituale della prestazione di lavoro subordinato dedotta in giudizio. Ecco, dal mio punto di vista l'applicazione di questa disposizione solleva almeno due problematiche di raccordo con la proposta di direttiva. Anzitutto, il giudice potrà riconoscersi competente ai sensi dell'articolo 21 di Bruxelles 1-bis solo laddove, in via preliminare, abbia ritenuto il rapporto qualificabile come rapporto di lavoro subordinato. È sì vero che questa verifica non è certamente sovrapponibile a quella che sarà effettuata poi nella fase di merito. Primo, è meramente strumentale l'accertamento di un presupposto processuale, cioè la competenza giurisdizionale senza alcun pregiudizio per il merito. 2. Avviene sulla base di un'istruzione sommaria, una valutazione delle circostanze che emergono in limine litis a partire dall'atto introduttivo e dal primo atto difensivo. 3, soprattutto, è molto interessante evidenziarlo, utilizza come referente la nozione autonoma di worker elaborata dalla Corte di Giustizia ai fini dell'applicazione uniforme del regolamento Bruxelles 1-bis. Cioè, stiamo parlando della nozione individuata dalla Corte in sede di interpretazione dell'articolo 45 del Trattato e di diversi atti legislativi dell'Unione, quindi una nozione che non è necessariamente coincidente con la definizione interna di lavoratore subordinato, che sarà invece poi rilevante ai fini dell'eventuale confutazione della presunzione nella fase di merito. Quindi, ferma questa distinzione, questo distinguo, d'altra parte si può ritenere che in una logica di interpretazione sistematica delle fonti del diritto dell'Unione, anche nel contesto di questa prima qualificazione, il giudice non possa non tener conto delle garanzie di favor per il ricorrente previste dalle norme della direttiva, pena un loro possibile depotenziamento. In secondo luogo, l'applicazione del criterio di collegamento del locus laboris, che è rilevante prima per l'individuazione del foro competente, poi per l'individuazione della legge applicabile al rapporto una volta che si è accertata la sua natura subordinata in forza delle regole della direttiva, ecco, l'applicazione di questo criterio del locus laboris richiede uno specifico confronto con l'ipotesi di prestazione esclusivamente online. E al riguardo può essere valorizzata l'interpretazione estensiva della Corte che individua tale luogo anche in quello in cui il lavoratore riceve le istruzioni datoriali sulle attività da svolgere, organizza il proprio lavoro, nonché il luogo in cui si trovano gli strumenti di lavoro. Allora, per concludere, il tema è chiaramente complesso e non è certo risolto da queste linee di raccordo con il diritto internazionale privato. Ricordiamoci che si pone poi rispetto alla questione delle piattaforme extra UE un problema di esecutività delle sentenze, ma anche più in generale delle sanzioni, soprattutto nel momento in cui il soggetto stabilito in uno Stato terzo non abbia asset patrimoniali aggredibili all'interno dell'Unione. E questo è un tema che non a caso riceve un approfondimento dedicato con riguardo all'applicazione extraterritoriale del GDPR e per il quale non si può che rinviare ad altre sedi. Ringrazio per l'attenzione e lascio la parola alla professoressa, ritorno la parola alla professoressa Laimo. Grazie Marco per questi interessantissimi spunti. Io non ho molto da dire, ma proprio ho apprezzato molto questo raccordo che hai fatto con il diritto internazionale privato, con il regolamento Bruxelles 1, è abbastanza complesso tutto ciò e anche con il GDPR.
Sui poteri istruttori del giudice, l'articolo 16, i poteri istruttori del giudice, qui anche mi è sembrato interessante questo discorso sull'esigenza di un bilanciamento, no, fra i poteri istruttori del giudice che sono riconosciuti dall'articolo 16 e che nel nostro ordinamento poi ci portano all'articolo 421 del codice di procedura civile e poi i limiti che questi poteri possono avere, quindi i limiti che a questi poteri possono derivare dai diritti di proprietà intellettuale, dai segreti commerciali. Anche alla luce del considerando 33, dicevi, della direttiva. Però anche d'altra parte, se il considerando 33 dice questo, la relazione di accompagnamento alla direttiva proprio sottolinea, spiegando l'articolo 16, che fra diciamo, la produzione di prove possibili sono compresi anche i dati riguardanti gli algoritmi, quindi c'è un po' insomma questa contrastante indicazione, no? Nei recital e poi nella relazione di accompagnamento. Vabbè, mi limito a dire questo. Passo così la parola all'intervento conclusivo, quello di Fiorella Lunardon, che concluderà appunto la giornata, il nostro dibattito. Prego. Ringrazio anzitutto gli organizzatori per avermi assegnato le conclusioni di questo interessantissimo dibattito, il quale, oltre a essere stato molto ricco di spunti, di suggestioni, veramente devo dire vivace, ha anche confermato la rilevanza crescente di tutta una serie di tematiche che sono assolutamente nuove, destinate a incidere profondamente sugli assetti classici del nostro diritto del lavoro. Lo sappiamo noi, diciamo, quelli che hanno un po' più d'età, che si sono formati su concetti come il salario minimo, non è legale nel nostro ordinamento, il lavoro dignitoso, cosa è? Deve prima passare attraverso la qualificazione e così via. E sappiamo bene che siamo di fronte veramente ad una prospettiva di plurimi mutamenti. Bisogna poi vedere come vadano d'accordo tra di loro e se vadano d'accordo tra di loro. Allora, passo subito diciamo, a quello che io proporrei come una velocissima, se riesco, analisi dei contenuti della direttiva che mi consente di richiamare, visto che sto facendo le conclusioni, le valutazioni finora espresse dai nostri relatori. Allora, anzitutto, gli obiettivi. È stato detto, infatti, allora, vediamo innanzitutto la base giuridica della nostra proposta di direttiva è, come è stato illustrato dalla professoressa Spinelli, è l'articolo 153, poi anche richiamato l'articolo 16 del TUE, articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Allora, quello che è interessante notare al riguardo è che proprio questo articolo 153, che poi ci porta alla procedura che ha richiamato la professoressa Alaimo, la procedura di codecisione su queste importanti tematiche di politica sociale, quali sono quelle oggetto del nostro seminario, allora ha un richiamo a tutta una serie di obiettivi che sembrano proprio prospettare il pacchetto di interventi, in gran parte ancora futuri, alcuni imminenti, da parte della Comunità Europea, che sta facendo gran uso comunque dei suoi strumenti giuridici, direi come mai ora, nel campo della politica sociale. E infatti nel 153 c'è un rinvio all'articolo 151 che parla di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, di promozione dell'occupazione, insomma sono obiettivi assolutamente condivisibili, obiettivi di valore, ecco, per usare un termine che oggi ricorre nel dibattito. Però perché ho fatto tutta questa premessa che poteva sembrare lunga? Perché attenzione, la Comunità Europea
la comunità, l'Unione, io sono l'Unione Europea, è vero, persegue questi obiettivi, nel TFUE c'è questo titolo 10 sulla politica sociale, ma ha una cioè l'Unione Europea, dico, ha una doppia anima. Allora, c'è questo blocco normativo, titolo 10 sulla politica sociale, sul quale non voglio soffermarmi oltre, ma c'è anche sempre, diciamo, la coda del diavolo che riguarda la prospettiva economica. Tant'è che è vero che questa proposta di direttiva, come presumo anche le altre, adesso io non sono andata a leggere tra le righe, si pone obiettivi di tutela, che poi sono obiettivi di tutela del lavoro subordinato, ma anche in una prospettiva allargata che riguarda appunto tutti i rapporti di lavoro. Però c'è anche in concorrenza, lo vediamo poi magari nelle sentenze della Corte di Giustizia, comunque c'è anche l'obiettivo di mercato. Non dimentichiamolo, cioè la direttiva si propone sempre, tutte queste direttive, con una neutralità, soprattutto se uno va a leggersi i considerando, poi se legge, poi ad una più attenta lettura dei considerando, cosa scopre? Che ci possono essere contraddizioni. E sono poi queste contraddizioni che in realtà a livello giurisprudenziale possono essere valorizzate e che generano comunque proprio quell'incertezza che da un certo punto di vista il legislatore europeo, ma anche il legislatore nostro nazionale, cerca di perseguire. Allora, perché vi sto dicendo questo? Perché leggendo appunto qual è questa prospettiva di mercato, così come si è detto, ricordate, della prima normativa che è stata emanata dall'allora Comunità Europea, la CE, in materia di parità retributiva tra uomo e donna. Vi ricordate? Allora, il famoso 119 si disse che sì, era una disposizione che aveva un contenuto spiccatamente sociale, ma strumentale al motivo economico della parità. È la stessa cosa veramente qui, ma giustamente, perché l'ho detto, comunque l'Unione Europea, scusate se io dico comunità, ma va bene lo stesso, è strabica. Cioè, da un lato la preoccupazione della tutela, va benissimo, dall'altro la preoccupazione del mercato dice obiettivo di mantenere condizioni di parità tra gli Stati membri, nonché tra le piattaforme di lavoro digitali e altre imprese, evitare pressioni al ribasso sulle norme del lavoro, sulle condizioni di lavoro. Quindi la parità anche a garanzia di quel valorizzatissimo principio in ambito europeo della libera concorrenza. Quindi la parità, perché? Perché non sarebbe giusto che certe piattaforme, magari più ostacolate nei loro paesi, debbano osservare certe regole di fronte ad altre piattaforme che meno controllate, meno regolate, meno trasparenti, possono invece invadere grandi fette di mercato con agilità, perché noi sappiamo che comunque il controllo incide sull'agilità di movimento. Allora, detto questo, poi al momento qui chiudo, perché non voglio andare oltre i termini, anche se magari mi capiterà di sforare di pochi minuti. Allora, il dibattito ancora ha confermato che comunque questa proposta di direttiva si presenta con due fuochi. Vabbè, l'hanno detto praticamente, questo è chiarissimo. Uno è il fuoco relativo alla disposizione sulla corretta qualificazione che viene chiamata della situazione occupazionale, che poi sarebbe la posizione del lavoratore, per noi è un po' strano. Poi l'altro fuoco invece riguarda il management dell'algoritmo, che è stato benissimo illustrato dalla nostra professoressa Spinelli, e anche che insomma che è molto complicato, è più complicata questa seconda parte. Allora, vediamo allora, brevemente, per quanto riguarda la corretta qualificazione della situazione occupazionale, ho molto apprezzato, ma non potevo far diversamente perché lo conosco in materia, la relazione del professor Biasi,
perché effettivamente ha colto anche anche attraverso questo intento comparatistico che ha dimostrato, ha colto veramente alcuni punti essenziali. Io volevo dire 2 o 3 cose su questa presunzione. Allora, intanto parliamo del primo blocco. È chiaro che ci si può lamentare delle tutele minime previste dalla proposta di direttiva, che sono quelle di informazione e consultazione, contatto umano, riesame umano delle eventuali decisioni, insomma, quelle uno potrebbe dire, ma è una tutela, attenzione, quella è minima perché è allargata a tutti, una tutela indifferenziata riservata anche ai lavoratori autonomi. Ma questa presunzione, ecco, torniamo al primo blocco, questa presunzione di subordinazione nella misura in cui intende, e direi che questo è chiaro, orientare il contenzioso nazionale con la presunzione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per unificare i risultati. Perché a cos'altro serve una presunzione introdotta in modo così generale a livello europeo, che dice che deve valere nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali? Serve a orientare le soluzioni. Quindi a dire, attenzione, partiamo sempre dalla presunzione, partiamo sempre, ora vediamo i criteri, comunque iniziamo a partire da una presunzione di subordinazione. Una precisazione prima di entrare un po' nel merito di questa presunzione. Chiaro che questa presunzione conferma che non esiste una nozione comunitaria di subordinazione. Però attenzione, oltre al fatto che conferma la logica binaria, come è stato detto da coloro che mi hanno preceduto, è chiaro, perché in Italia, guardate, con l'articolo 2 del decreto legislativo numero 81, noi, faccio una valutazione del tutto, diciamo, epidermica, comunque abbiamo cercato di sfuggire in qualche modo a una logica binaria, almeno allora non dico che la norma sfugga alla logica binaria, perché c'è chi dice che deve essere ad essa ricondotta, però per come quell'articolo è stato interpretato dalla giurisprudenza proprio con riferimento al lavoro tramite piattaforma, è chiaro che sfugge alla logica binaria, perché si dice si applica la disciplina, tra l'altro come ha detto la Corte di Cassazione, si applica la disciplina anche se quei lavoratori non sono subordinati. Per dire, non c'è la fattispecie, c'è la disciplina e anche il concetto di eteroorganizzazione è stato valutato oltre la logica binaria. Si può dire, cioè è inevitabile nella misura in cui è stato utilizzato proprio in questa questione di lana caprina della qualificazione dei lavoratori tramite piattaforma. Quindi il nostro ordinamento è meno rigoroso a questo punto, tutto dipende da come si interpreta questo articolo 2, ma rispetto alla stessa proposta di direttiva che dice, sentite, lasciamo stare il problema della disciplina di tutela che è affidato comunque agli Stati membri, introduciamo una presunzione e la presunzione comunque ci porta a una fattispecie. Così abbiamo finito con tutte. Va bene, questo voglio dire. Allora, per quanto riguarda gli indici, allora sono indici veramente, almeno quelli che noi potremmo dire direttamente applicabili ai riders, diciamo, cioè a questi lavoratori tramite piattaforma che conosciamo, sono quelli più estrinseci, cioè la richiesta di conformità relativamente all'aspetto esteriore, il fatto di non cioè di avere, diciamo, una specie di dipendenza economica perché il rider in questione non lavora solo per quello stesso committente e non per altri, quindi l'esclusività, ecco, della dipendenza. Quindi sono questi quelli proprio tratti, devo dire, dal tipo sociale del rider. Sono indici comunque estrinseci, ma anche come quello della determinazione di limiti alla retribuzione o di massimi retributivi. Sono indici che in realtà la nostra giurisprudenza non ha mai applicato. Mentre, è vero, ve ne sono altri, e quelli i più importanti sono appunto quello relativo all'indice C,
quello relativo alla supervisione, si dice dell'esecuzione dell'attività, quindi è proprio la supervisione dello svolgimento oltre alla verifica dei risultati, oltre all'indice della limitazione della libertà di scelta degli orari, delle assenze, delle presenze del lavoratore, eventualmente diciamo sanzioni per quanto concerne ipotesi di rifiuto ad accettare gli incarichi. Allora, gli indici sono eterogenei, sono estrinseci, come spesso capita, cioè sempre quando l'Unione Europea è intervenuta, vedi Corte di Giustizia, cercando di definire la subordinazione, ha fatto riferimento a indici estrinseci, parlando qualche volta, ma non sempre, del nostro famoso potere direttivo. Ciò che invece, devo dire, mi sono piacevolmente sorpresa, ha fatto il legislatore californiano, perché mi sembrava strano, l'America mi sembrava il mondo della maggiore flessibilità, ma mi devo ricredere in base a quello che ha detto il professor Biasi. Allora, adesso vengo al dunque, perché non ci sono ancora arrivata. Allora, questa dovrebbe, no, vengo al dunque, devo dire anche un'altra cosa in relazione a quanto ha ben illustrato la professoressa Laimo. Mi ha detto, guardate, questi 5 indici di controllo adesso rischiano di retrocedere nei considerando. Io ritengo che la retrocessione comunque non abbia una ricaduta troppo negativa sull'uso della presunzione, perché comunque guardate che quando i giudici italiani o disapplicano la normativa interna o in qualche modo cercano di uniformarsi, leggono sempre i considerando, perché le direttive sono tali che i considerando sono quasi importanti quanto le norme. Io non vedo nessuna differenza. Comunque, perché c'è una retrocessione? Sì, è vero, uno dice giuridicamente i considerando non sono vincolanti. Come si dice che non dovrebbe essere erga omnes e poi invece lo è l'interpretazione della Corte di Giustizia, perché poi tutti la applicano, quindi non è vero che non sono vincolanti, però c'è un motivo per cui hanno ipotizzato questa retrocessione, perché se è vero che nell'Unione Europea non esiste, non è mai esistita una nozione unitaria di subordinazione, questa nozione unitaria, se noi lasciamo comunque gli indici proprio lì dentro negli articoli, potrebbe scaturire da questa elencazione, cioè potrebbe veramente scaturire una nozione unitaria di subordinazione a livello europeo partendo da questi ABCDE, che tra l'altro sono già tanti, quindi non trascurano nessun profilo veramente a ben guardare, a ben vedere. Quindi secondo me è stato un self-restraint che è della stessa anima legislativa europea che dice almeno retrocediamo gli indici stessi nei considerando. E poi c'è un'altra cosa da dire ancora. La presunzione si dice è semplice, quindi può essere vinta da prova contraria. Benissimo. Ma io adesso vi faccio una domanda. Vi ho detto che ci sono questi 5 indici, che siano nella normativa, che siano nei considerandi, per me non fa nessuna distinzione. Secondo voi, visto che la direttiva dice che basta che ci siano 2 di questi indici per far scattare la presunzione, si possono usare gli altri per la prova contraria? No, perché, come è stato detto, allora, in pratica, se ci sono 2 indici, scatta la presunzione, però si dice la presunzione è semplice. Non è così vero, perché chi deve vincere la presunzione, cosa dovrebbe provare secondo voi? Che non c'era il controllo? Ma il controllo è uno degli indici che fanno scattare la presunzione. Io presumo che non sia possibile utilizzare quegli indici anche al contrario, perché se così fosse sarebbe finita già dall'inizio, già che su 5 ne bastano 2 e gli altri sono 4. No, scusate, e gli altri sono 3. In ogni caso, su 5 ne bastano 2, quindi qui il problema è la nostra proposta di direttiva autorizza un allargamento dell'esame, della valutazione della natura del rapporto al di là degli indici
cioè classici, visto che sono tantissimi, numerosi, e anche qui viene a buon proposito la proposta di non soltanto retrocedere considerando questi 5 indici, ma anche quella di aggiungervi altri indici. A questo punto io devo dire condivido questa prospettiva, perché nella misura in cui gli indici sono più di quei 5, uno può dire va bene, facciamo come richiedeva l'articolo 69 secondo comma del decreto della riforma Biagi, decreto legislativo 276, che diceva è una presunzione, se non c'è la mancanza del progetto fa scattare la presunzione, sì, però è una presunzione semplice e si può tornare all'analisi classica tradizionale del nostro diritto vivente, per cui tutti gli altri indici possono essere utilizzati in tutte le direzioni. Questo voglio dire, perché è importante questo problema dell'onere della prova ed è fondamentale il fatto che adesso si cerchi di agire sulla collocazione di quegli indici, peraltro un'operazione, dico che io ritengo di capire, ma non è detto che poi l'abbia capita veramente. Allora, un'ultima cosa. La proposta di direttiva chiaramente è una proposta che si rivolge agli stati, almeno non sembra avere preoccupazioni, ma non deve averne come proposta di direttiva o poi eventualmente come direttiva, relativamente all'impatto che la trasposizione di queste norme può avere sul nostro sistema. Allora, io vedo un po' un pericolo per l'ordinamento italiano, a meno che questa proposta di direttiva non costituisca, diciamo, un motivo per una riflessione più profonda proprio a livello sistematico. Il pericolo riguarda il caos delle fattispecie. Perché? Perché qui avremmo una proposta di direttiva che prevede una presunzione basata su diversi criteri, che quindi per certi tipi di lavoratori, che quindi introduce una specie di presunzione di subordinazione per una figura speciale di lavoratore. Poi abbiamo il nostro classico 2094, abbiamo l'articolo 2 con il quale, avevo detto, si contraddice secondo me per come è stato interpretato la logica binaria del nostro sistema, e poi abbiamo anche l'articolo 47 bis, i riders autonomi, 47 bis e seguenti del decreto legislativo numero 81 del 2015. Allora, questa proposta di direttiva come si inserisce nel sistema? Vi dico questo, punto interrogativo, perché qualcuno ha già cercato di dare qualche risposta. Beh, intanto, visto che la eteroorganizzazione di quell'articolo 2 è la costante ricerca di indici, non è peregrino pensare che ci possa essere una ibridazione tra gli indici proposti dalla direttiva e lo stesso articolo 2. Anche se è vero che gli indici della direttiva dovrebbero condurre direttamente al 2094. Poi qualcun altro ha anche ipotizzato che il nostro ordinamento possa anche esimersi eventualmente, per quanto riguarda questo problema, la presunzione, dal recepire la direttiva, salvo tutto quello che riguarda l'algoritmo e la gestione, perché questo articolo 2 non può essere considerato come una sorta di conformazione preventiva dei conti. Pensate che qualcuno, quando è uscito l'articolo 2, aveva detto che era una presunzione. È una norma che poneva una presunzione. Se noi adesso attribuiamo all'articolo 2 quel significato, a quel punto siamo già perfettamente conformi. Basta comunque che all'articolo 2 sia data una testa, cioè una fattispecie. E poi un'ultima cosa, bisogna capire che sorte può avere il nostro articolo 47 bis con tutta la disciplina che sarebbe stata introdotta per i lavoratori autonomi delle piattaforme. Perché ora che c'è la presunzione di subordinazione, è chiaro che prima si passa attraverso di essa, eventualmente, e al 47 bis non ci si arriva.
probabilmente più, già non ci si arrivava normalmente, cioè questo è un blocco normativo che potrebbe anche essere sinceramente abrogato. Due parole, per quanto riguarda la disciplina è stata perfettamente illustrata da chi mi ha preceduto, sia sul versante processuale dal professor Peruzzi, sul versante della gestione dell'algoritmo dalla professoressa Spinelli. Le connessioni di questa tematica, avevo detto che ormai sono ramificatissime, articolatissime, sono state benissimo illustrate dalla professoressa Vettor, e io a questo punto concluderei semplicemente dicendo: non mi sono occupata dei profili sindacali perché so che il tempo stringe. Comunque è vero che queste direttive sono una miniera di sollecitazioni. Vorrei concludere dicendo che io ho trovato un disegno di legge che dovrebbe essere quello di trasposizione di questa direttiva, e appunto le considerazioni che ho svolto riguardo all'impatto sistematico che la trasposizione di questa direttiva potrebbe avere sul nostro sistema sono in realtà confermate dal fatto che questo disegno di legge prevede proprio una modifica dell'articolo 47 bis, perché è la modifica di questo 47 bis, in pratica, cioè tutto quel blocco normativo che avrebbe dovuto essere riservato ai riders autonomi, ora viene ridotto, perché la definizione è che il riders autonomo, vediamo, una specie di capovolgimento, eccolo qua, in pratica solo i riders autonomi abituali risultano ora esclusi dalla disciplina di tutela, tra virgolette, del lavoro tramite piattaforma. Cioè in pratica c'è un capovolgimento della fattispecie. Adesso io non ho portato con me le slides, vabbè, vi invito un attimo ad approfondire il punto. È una proposta interpretativa, cioè in pratica quel blocco normativo del 47 bis eccetera cambia segno, cambia completamente di segno, perché cambia la fattispecie, e ormai gli autonomi sono soltanto più quelli che non abitualmente svolgono quel tipo di attività e quindi sono proprio fuori dalla tutela. Invece anche gli autonomi abituali risultano dentro la tutela, peraltro in coerenza con le prospettive europee di estendere comunque discipline, prescrizioni minime, quali noi conosciamo, a tutti. Va bene, io mi taccio, scusate, forse sono stata confusa in certi passaggi. Comunque è stato veramente interessante e vi ringrazio. No, grazie Fiorella invece per i tanti stimoli. Volevo soltanto aggiungere una cosa. Io sono d'accordo, no, perché mi hai sollecitato e forse non è emerso chiaramente il mio pensiero nella presentazione. Cioè sono d'accordo con te Fiorella, cioè la retrocessione degli indici, ho parlato di retrocessione nei considerando, non compromette il funzionamento della presunzione, anzi semmai ne semplifica l'uso. Cioè io sono abbastanza d'accordo, perché si toglierebbe quel 2 su 5 sostanzialmente, non ci sarebbero i 5 indici, non ci sarebbe neanche questo numero minimo di indici, quindi la presunzione funzionerebbe attraverso un rinvio alla nozione di subordinazione, o meglio alle nozioni di subordinazione o di employment relationship dei singoli stati. Questo non ho avuto tempo di svilupparlo nella introduzione, ma se ho un attimo lo dico adesso, risolverebbe anzi anche una aporia interna al testo della proposto dalla Commissione. Perché? Perché nell'articolo 2 della proposta della Commissione non si definisce il lavoratore subordinato delle piattaforme digitali, ma utilizzando quella nozione sussidiaria di subordinazione che molto spesso le direttive in materia sociale utilizzano, si dice è il lavoratore delle piattaforme digitali qualsiasi persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali e che ha un contratto, un rapporto di lavoro, quali definiti dal diritto, dai contratti e dalle prassi in vigore negli Stati membri.
Quindi in questo articolo 2, norma definitoria, c'è un rinvio alle definizioni nazionali di subordinazione e questa secondo me è una aporia interna al testo proposto dalla Commissione, perché da un lato non si definisce il lavoratore subordinato delle piattaforme, dall'altro si dice si presume la subordinazione se ci sono i 5 indici. La retrocessione, non so se riesco a spiegarmi, la retrocessione degli indici nei considerando risolve l'aporia invece e semplifica l'uso della presunzione. Semplifica, certo, attraverso una rinuncia del legislatore dell'Unione a elaborare una nozione, diciamo, europea di lavoratore subordinato delle piattaforme. Quindi c'è più un rispetto delle nozioni, degli assetti. Infatti però è una conferma dell'assenza della nozione, di una nozione comunitaria di subordinazione, anche se poi, almeno per quanto riguarda i lavoratori tramite piattaforma, ci si va molto vicino, nella misura cui individui gli indici. Ci si va vicino, però è ancora una rinuncia, cioè non abbiamo... Non lo so se è meglio o peggio, insomma, però voglio dire, così com'è nella proposta della Commissione... Non so cosa è meglio e peggio. No, sì. Così com'è c'è un'aporia. O si definisce anche il lavoratore subordinato delle piattaforme nell'articolo 2, cioè ci si spinge oltre. Ma l'aporia è proprio nei meccanismi delle competenze europee, perché la nozione di subordinazione, che poi tra l'altro fa parte del diritto privato, almeno qui in Italia, allora deve essere lasciata agli Stati membri. E come fai a questo punto a dire che per una certa categoria tu dici di no, non è lasciata la sussidiarietà? No, perché la sussidiarietà è rispettata anche dall'indicazione di principi generali, quindi questo lo hanno scritto, quindi è discutibile, comunque è molto complicato. No, è complicato. E poi potrebbe essere una lezione specifica di subordinazione, un po' come la subordinazione del lavoro a domicilio. E quindi si potrebbe pure fare. Quindi dico, ripeto, non so cosa è meglio o peggio, però sicuramente risolve un'incoerenza, la retrocessione, quell'aporia, insomma, l'ho chiamata aporia. Sì, però mi fermerei qui. Sì. Mi fermerei l'unica qui. cosa, forse la retrocessione e diciamo l'allargamento del numero degli indici, l'aumento del numero degli indici diventano 11 addirittura. Dovrebbero facilitare la prova contraria, perché il problema è tu puoi utilizzare allora quegli stessi indici che fanno scattare la presunzione. Possono essere utilizzati, se ovviamente non sono accertati a favore della subordinazione, possono essere utilizzati per vincere la prova, cioè per vincere la presunzione stessa, perché questo è un problema. Possono quegli indici essere utilizzati perché se adesso la proposta di direttiva dice 2 su 5, vuol dire che bastano 2. Ma allora la piattaforma può dire ma io utilizzo gli altri 3 a prova contraria, diciamo la negazione degli altri 3 a prova contraria. No, perché? Perché non è possibile, e quindi è un problema questo, proprio diciamo dal punto di vista tecnico. Vabbè, insomma, tanto io ho già visto il disegno di legge trasferito così come Boscati vuole aggiungere qualcosa. No, aggiungo per chiudere. Vuol dire, la poria vuol dire su 5 indici 2 non fanno la maggioranza, c'è qualcosa che non funziona nella direttiva, logicamente prima ancora che giuridicamente, cioè siamo intrinsecamente illogica, voglio dire, questo e c'è anche questo, va bene, giusto ma questo vuol dire, questo hai ragione. È un elemento di conto, cioè almeno 3 su 5. No, perché allora si dice ci sono 1 e 2 e la piattaforma dice e io porto gli altri 3, quindi facciamo insomma, vabbè, scusate. Comunque grazie, siete stati veramente, devo dire, accoglienti e interessanti. Anch'io ringrazio tutti, non so se vuole chiudere il professor Boscati, io ringrazio tutti veramente per gli stimoli e per l'invito, innanzitutto. Grazie. Arrivederci. Grazie, io ringrazio tutti. Grazie a voi, grazie. arrivederci. Alla prossima.